Bentrovati telespettatori di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre, con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata prettamente estiva, da come potete ben notare dalla nostra location, ed una puntata che oggi si apre con il calciomercato firmato Giampaolo Montineri. Amici di Penalty, il Monti non dorme più. Diciamo che comunque quando abbiamo liberato i primi movimenti di mercato, insomma i primi tantam, le notti sono diventate lunghissime, la mia faccia è pazzescamente presa dalle notti folgoranti, da quello che comunque la notte accade nei palazzi del calcio, negli angoli più oscuri della notte, perché è la notte che decide il giorno, non è il contrario. Quelli della notte sono quelli che decidono sempre il mondo, e in questo caso abbiamo aperto i canali del calciomercato perché comunque poi in fin dei conti abbiamo già deciso tutto. Si sono bloccate le retrocessioni dalla promozione a scendere, si sono determinate le regole degli sconti per le iscrizioni e quindi tutto è bene quel che finisce bene. Non ci saranno riforme di campionati. Pensavamo che però non ci saranno le riforme, quindi avremo ancora promozione, prima categoria, seconda categoria e terza categoria. Calcio a 5 e quello femminile. Non abbiamo tagliato niente, non sono state accorpate niente, rimarrà tale. Pensavamo a qualcosa di diverso, ma è giusto che sia così, credo. I cambiamenti radicali non piacciono a nessuno. I tagli improvvisi dei cordoni ombelicali non sono belli, quindi dobbiamo rimanere legati alle nostre mamme, assolutamente, perché è vero, cordone ombelicale è quello della mamma. Mamma FIGC, mamma ideologia, mamma pensiero, mamma. In questo caso di chi comunque insomma dà da vivere, dà da mangiare, no? In questa la grande mammella che è il calcio. Abbiamo visto anche la prima partita di calcio ufficiale, o le prime partite di calcio ufficiali di Serie A. Io ne sono rimasto molto deluso nella passione, non nell'aspettativa, che è una cosa diversa. Non mi aspettavo missili terraria, non mi aspettavo ritmi, ma la passione, sapendo che comunque noi ti vediamo da casa, caro calciatore professionista, perché non possiamo nemmeno andare allo stadio. Noi, parlo per gli abbonati che sono rimasti a casa e che comunque non hanno avuto la possibilità di avere il rimborso dell'abbonamento, tu mi devi dare passione, me la devi far vedere in faccia, cosa che non è avvenuta. Quindi ci auguriamo, e mi auguro che il nostro calcio siciliano, il nostro calcio dilettantistico, dia passione, perché quella c'è. Poi c'è la passione, quella là maledetta, perché adesso il sistema calcio sta facendo le proprie cose, quindi calciomercato nascosto, calciomercato vero, calciomercato presunto, direttori, presidenti, quelli che si offrono, quelli che hanno la partita IVA, quelli che non hanno partita IVA, quelli che si presentano con lo scontino in cassa, quelli che hanno il codice fiscale. Non è cambiato niente, signori, non è cambiato, ed è bello. Perdonatemi, perché ci appassiona realmente il calciomercato, quindi sarà lungo, sarà estenuante, quindi ci divertiremo un casino, e in effetti qualche cosa è già avvenuto, ma
diciamo che io mi fermo un attimo a questa magia dell'Atletico Catania, ancora salvo, ancora magicamente dentro le linee, dopo una stagione che abbiamo raccontato tutti, con le distinte, con i tifosi in campo, con gente amatoriale veramente del posto, dove andavano a giocare e prendevano i tesserati. Una società che ha pagato di tesseramento più di un'iscrizione, eppure ci sono, perché la determina è quella che l'Atletico Catania rimane in eccellenza. E allora su questa società c'è qualcosa di magico che esiste, che deve rimanere tale, perché chi se ne dica ha qualcosa che gli altri non hanno. Se dico posso usare come il Frosinone culone, o ha un alone magico sopra la testa, perché è una società che vive nell'aspetto sacrale, spirituale di Sant'Agata, quindi a febbraio questa società trova sempre qualcosa di magico dove poi appigliarsi per tutto il resto dell'anno. Cosa accadrà? Beh, noi ci auguriamo che abbia un senso questa società, un atto di solidità, anche concretezza. Non si può rimanere, non ti può andare sempre bene, cioè poi le paghi tutti assieme queste cose, però Atletico Catania è il simbolo del nostro calcio, che comunque è rimasto dentro, tutti si sono lamentati, tutti dentro arrabbiati, però era dentro le regole, quindi si è salvata perché comunque non è stata l'ultima. Quindi è lì il simbolo, cioè i primi e gli ultimi di un calcio che poi nel mezzo mette soltanto i compartecipanti. Quindi calciomercato, qualcosa si è mosso, in eccellenza sicuramente la neopromossa ACI Sant'Antonio è quella che ha azionato i canali più importanti, perché insomma molti movimenti, le società che erano prima avevano preparato i loro festeggiamenti, quindi già pronti, confezionati, e adesso aspettiamo il Licata, adesso aspettiamo il Messina, adesso per quanto riguarda la Serie D sono queste, il Troina, in eccellenza aspettiamo gli allenatori che devono andare a coprire le caselle, perché comunque ce ne sono molte libere. E allora il Carlentini, allora Natale Serafino che ha dato dimissione alla Cicatena, cioè, il Gela, cioè, ci sono tante cose, e soprattutto i top player della panchina. Pippetto Romano, Sebi Catania, e dico anche altri, in questo caso nominarli non serve, però sono quelli dell'anno scorso che hanno fatto veramente bene nel girone A, perché il Dattilo conferma Chianetta, perché Terranova sembra che abbia anche richieste fuori dalla Sicilia, perché la Serie D richiama attenzione a proposito della Serie D, la Serie A l'ha riconfermato partendo bene da Savanarola e Rizzo, che sono i due giocatori, diciamo, dei poli più rappresentativi, uno perché Acitano nel cuore, e quindi Acitano vero, Rizzo è perché quel ragazzo che ha mercato, ma che Peppe Pagana su di lui ha puntato la sua geometria di gioco. Quindi la Cirale già pone le basi per essere società protagonista assoluta nel prossimo campionato di D. Aspettiamo come vengono fatti questi benedetti gironi, come vengono fatti, però certo, il fatto che blocchi le retrocessioni significa che ti servono tutti. È chiaro questo, non è che devi salvare le società, ti devi salvare tu. E quindi blocchi le retrocessioni. Le promozioni, perché comunque qualcuno deve vincere. Al centro ci sono tutti gli altri, delusi, collusi, contusi, congiunti. Oggi è così per me, ma non perché mi sia alzato male, è proprio perché è classico di questo periodo. Aspettiamo anche ormai la chiusura dei ripescaggi in D, dove secondo me a Canicattì e Sant'Agata hanno i numeri per andare, devono andare. Sarebbe una grande delusione, assolutamente, per il lavoro fatto da queste due società negli anni, perché non è solo un anno. Ecco, loro hanno dato continuità. Ho una voce da letto, perché, ripeto, non si dorme più. Il calciomercato sono le bombe monti, diciamo che pian piano vengono fuori, un po' diverso quest'anno, ci si arrabbia tutti se viene fuori una notizia, come se fossimo in Serie A, come se fosse il Real Madrid. Cioè è più facile avere una notizia da quei campionati, da quelle società, che non una notizia di calciomercato dilettantistico. Scusateci, siamo noi che vi diamo voce, altrimenti voi rimarreste da soli in campo. Quindi godetevi se qualcuno esce fuori il nome della società, il nome del giocatore, dell'allenatore o del presidente.
godetevi la situazione. Non pensate che il calcio è cambiato. Ecco, se sei un presidente di calcio, sappi che non puoi rimanere in silenzio, non sei anonimo. Quindi goditi il momento, divertiti anche in questo. Non arrabbiatevi se viene fuori la notizia, se è la fuga di notizie. Non è fuga di notizie, è perché il calcio è un calcio che parla e che ama parlare, soprattutto. Forse puoi giocare. Ciao Dal Monti, ciao Penalty. Siamo con Gaetano Giannetto, presidente dell'ACI Catena Calcio, quest'anno conferma per il campionato di eccellenza. Contenti tutti? Finalmente è arrivata questa sospirata praticamente salvezza, anche se è arrivata nei termini che magari non ci aspettavamo. Nessuno si aspettava, diciamolo pure Gaetano. No, perché arrivare a una salvezza con, diciamo, con tutti questi morti che ci sono è stata una cosa che un po' ci fa male. Ci fa pensare soprattutto. Sicuramente sì. Però siamo contenti per quanto riguarda la cosa calcistica della salvezza ottenuta. Ci speravamo, anche se è stata una stagione un po' particolare la vostra, insomma all'inizio magari probabilmente pensavate tutto tranne a una possibile retrocessione, avevate anche pensato magari di agganciare una zona playoff, poi le cose sono andate in una maniera diversa, avete dovuto quasi resettare tutto, però poi alla fine la salvezza bene o male era a portata di mano comunque. Sì, noi eravamo partiti con una squadra che sicuramente ci potevamo attestare diciamo, nelle prime posizioni per quanto riguarda poter tentare di fare i playoff, sì, niente di altro, solo che strada facendo, vuoi delle vicissitudini di spogliatoi, vuoi i cambi di allenatore che ci sono stati strada facendo, ci stavamo diciamo stavamo rischiando di retrocedere praticamente facendo i play-out. Tra l'altro avete riattivato lo stadio ufficiale adesso dell'ACI Catena Calcio, Lo no? stadio praticamente ufficiale, questo è ufficioso. Ufficioso in sì, questo sì, senso. Sì, però quello che... Nel frattempo ci stanno portando anche da bere, grazie, gentilissima. Grazie. Il nostro obiettivo è quello di ripristinare prima possibile il bottino, perché adesso siamo nel polivalente, sì? che la società si è fatta carico di sistemare per renderlo fruibile sia al settore giovanile e sia alla prima squadra. Certo. Il nostro obiettivo è quello di ritornare al bottino, perché l'ACI Catena Calcio è un catino. Sì, si rispecchia assieme ai tifosi nello stadio, diciamo, il bottino, che è la storia del calcio catenofo. È vero. Ma cosa è mancato quest'anno secondo te all'ACI Catena Calcio, proprio alla squadra? L'ACI Catena Calcio, secondo me, cosa principale che è mancato è stato, mi dispiace dirlo, ma lo spogliatoio. Questa è una cosa brutta, quello che l'anno scorso ci ha portato a vincere praticamente un campionato fuori ogni pronostico. Quest'anno purtroppo avevamo giocatori di un certo spessore per la categoria, però che fra di loro magari non sono riusciti, non si sono amalgamati. Non ci sono riusciti, tutti bravi ragazzi, però non sono riusciti diciamo, a creare quel gruppo che ti fa vincere un campionato. È vero che sono poi insomma, le cose più importanti all'interno di una squadra, cioè l'amalgama che aiuta poi magari ai risultati che arrivano quasi di conseguenza. Un campionato ed un girone a questo punto devo dire meritatamente vinto dal Paternò. No, il Paternò insieme al Sant'Agata obiettivamente certo. erano le due squadre più attrezzate a vincere il campionato. Sono felice che hanno ottenuto praticamente la promozione, perché dopo un anno di investimenti, dopo tutto quello che è successo, rischiava di saltare tutto. Sì, non riuscivano praticamente a salire, sarebbe stata veramente una delusione perché una volta che si spendono fior di quattrini, perché Paternò e Sant'Agata stesso hanno investito tantissimo, perciò era doveroso ricevere il premio, diciamo, Secondo te andrà bene anche per la prossima stagione in Serie D per queste due squadre siciliane? Perché poi il prossimo anno insomma sarà una Serie D abbastanza impegnativa. Il discorso è che io mi auguro principalmente, come buon siciliano, che tutte le siciliane praticamente continuano nelle strisce positive, certo. diventa un volano positivo per tutto l'entourage praticamente del calcio dilettantistico. Io sarei più felice di trovare e fare praticamente una Serie D tutta siciliana, sarebbe è vero. Oppure dalla Calabria, probabile oppure dalla Calabria stagione in giù si ridurrebbero praticamente anche i costi di gestione in maniera importante, perché non scordiamoci che
il campionato di Serie D non meno di 300-400 mila euro. Per fare una salvezza tranquilla. Certo, Perché, sicuramente insomma, sì. se poi devi pensare anche di vincere il girone senza introiti, senza introiti, certo, è vero, diventa peggio della Serie C. È vero, è vero. Qual è stata secondo te invece la squadra che ha un po' deluso effettivamente in questo girone B del campionato dell'eccellenza? Tutti dicono il Palazzolo. Sono due le squadre che secondo me parliamo del campionato, magari il Giarre e il Palazzolo. Il Giarre perché secondo me era una delle pretendenti. Beh, hanno portato a casa la Coppa Italia. Sì, diciamo dal canto loro hanno trovato praticamente non la fortuna, ma la bravura di portare a casa la Coppa. È sempre un bel traguardo, sicuramente. Possono anche sperare anche loro in un ripescaggio, anche se da quello che leggo è difficile. È molto difficile, sinceramente. Il Palazzolo è stata una grandissima delusione. Il presidente Cutrufo ogni anno investe tantissimo e purtroppo quest'anno è andata male. Molte delusioni. Molto male. Invece parliamo dell'Aci Catena della prossima stagione, so che vi siete già visti, c'è ancora il Toto allenatore, insomma c'è ancora tanto lavoro per preparare la nuova stagione. Allora, per quanto riguarda la società, noi ci siamo incontrati la scorsa settimana con tutto l'entourage per capire il da farsi e fare una linea guida per quanto riguarda la stagione calcistica. Per quanto riguarda l'allenatore, ieri ho letto praticamente dell'esternazione del nostro allenatore, il grande allenatore che è Natale Serafino, a cui io sono legato tantissimo per quanto riguarda una stima reciproca. Però ho letto che lui si ritiene, tra virgolette, quasi libero dall'Aci Catena. Il nostro obiettivo e il nostro futuro sarà sicuramente fare un campionato con dei giovani da valorizzare, perché lo sappiamo, non ci nascondiamo dietro un dito, quest'anno reperire sponsor sarà alquanto difficile. Quelli che c'erano non so se fino a che punto avranno la capacità di poterci sostenere. Tra l'altro aspettiamo anche un po' le direttive per la sanificazione dell'ambiente, cioè campo, spogliatoio, che ha dei costi. Sì, infatti io ho parlato ieri sera, parlavo col sindaco di Aci Catena dove gli chiedevo la sanificazione degli spogliatoi perché è una cosa essenziale per poter rientrare ed essere usufruibile. Tra l'altro tutto questo prima dell'inizio della preparazione. Ma sicuramente sì, e poi una cosa che noi ci preme tantissimo e ribadisco, ne approfitto delle telecamere perché faccio pressione al comune per darci in gestione queste strutture sportive. Noi d'altra parte vi cureremo in maniera diversa da quello che loro possono fare, prima perché magari non hanno la forza economica di poterli gestire è vero. E poi magari non hanno il tempo da dedicare allo sport. E voi nel frattempo potete iniziare un progetto, scuola calcio e tanti eventi che potete organizzare all'interno della struttura. Il nostro obiettivo di avere le strutture è solo creare un sostentamento praticamente per la prima squadra, certo, con la scuola calcio, con delle attività ludiche praticamente per quanto riguarda i ragazzi, i bambini, cioè creare una forma di aggregazione dove porta benefici praticamente all'Aci Catena Calcio. Questo è il nostro obiettivo. Quindi a questo punto dobbiamo augurarci intanto fondamentalmente l'arrivo di nuovi sponsor per la nuova stagione e lì partono le grandi difficoltà. Ma vi state guardando un po' in giro probabilmente, no? Sì, sicuramente sì, stiamo cercando magari di avvicinare qualcuno. Il mio obiettivo era quello di avvicinare qualcuno magari che entrasse in società, perché a me piacerebbe avere persone vicino che mi danno una grande mano, ma non solo a livello economico, ma anche a livello dirigenziale. È vero. Perché impegna tanto tempo una squadra d'eccellenza con tutti i suoi costi, con tutti i suoi tempi, con tutte le sue problematiche. È vero. Cioè trovare magari qualcuno che si voglia avvicinare al mondo calcistico catenato, che è una bella realtà dove ci sono dei tifosi, dove c'è un impianto sportivo. Ecco, sui tifosi, insomma, come l'hanno presa questa stagione? Qual è stato l'umore poi alla fine? No, alla fine c'era tutti per uno per tutti. Ecco, l'importante era salvare la squadra, sì, i conti si sarebbero fatti dopo. Con il ritorno di Natale Serafino ci siamo incontrati strada facendo assieme ai tifosi, ho voluto creare questo incontro. È stato chiarificatore. Anche perché loro sono stati sempre fondamentali nel percorso io sono dell'Aci Catena. Sono contento da sempre dei tifosi che ho perché seguono la squadra, magari non sono in numero esorbitante, però per il paese che ce l'avete, ce l'abbiamo, ci seguono in maniera veramente con passione e sono da lodare veramente. Allora il prossimo anno abbiamo capito che sarà una stagione principalmente
transitorie, no? Transitorie, Con un sperando gruppo nella di salvezza ragazzi tranquilla. giovani, con un allenatore che a questo punto, dato che probabilmente non sarà Natale Serafino, con un allenatore giovane che possa lavorare con i giovani. Ma il nostro obiettivo a questo punto è appunto andare a cercare praticamente un allenatore giovane. Allora lunedì mi rivedrò, appunto mi vedo prima con l'allenatore perché è giusto chiarire alcuni passaggi con Natale Serafino. Certo. Se con Natale magari le strade si divideranno, per quello che ho capito, sicuramente mi rivedrò in settimana con tutta l'entourage praticamente. Possiamo fare già un toto allenatore, qualche nome? Ma no, perché sinceramente ancora non ci ho pensato, perché nella mia mente non c'era ancora. Ci sono tanti allenatori giovani che vogliono lavorare con i giovani. Ma ci sono allenatori giovani, ci sono allenatori che si propongono, c'è di tutto praticamente. C'è di il tutto. mercato ormai è esploso, d'altra parte. Sì, è verissimo, è verissimo. Va bene, allora quindi in poche parole, per chiudere, attendete le ultime disposizioni della federazione, attenderete probabilmente anche le date per l'inizio della prossima, e l'augurio è quello, quantomeno la prossima stagione, di fare una stagione tranquilla, senza velleità? Lo possiamo confermare? Senza velleità. No, in modo che così i tifosi non fanno soldi di gloria. Sentono, io sono stato, anche quando diciamo dalla promozione siamo arrivati in eccellenza, era diciamo una stagione praticamente transitoria, senza nessun... E invece poi? In quest'anno, che io magari mi aspettavo qualcosa in più, invece ci eravamo ridotti un po' allo stremo. Bene. Va bene, allora io ringrazio Gaetano Giannetto. Grazie a voi, grazie a te per l'ospitabilità che mi avete dato. Nella speranza che veramente la prossima stagione possa essere un'altra comunque stagione importante, serena, tranquilla, senza grossi intoppi come sono successi quest'anno. Quest'anno intoppi, terremoti. Per far sì che giustamente il calcio dilettantistico continui a fare il suo percorso, che è la cosa più importante. Mi auguro solamente che la Lega capisca che le società sono in grosse difficoltà. Ma si parlano di, insomma, si parla di contributi. Ma speriamo, perché parlare è una cosa, la realtà è un'altra. Mi auguro ci vogliono i fatti. Ci vogliono i fatti. Benissimo, grazie a Gaetano Giannetto, presidente dell'ACI Catena Calcio. All'interno della nostra trasmissione qui a Penalty abbiamo il nuovo direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio, che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Parliamo di Emanuele Merola. Ciao. Ciao Ettore, come va? Buongiorno a tutti. Tutto a posto, sono felice di questo incarico. Ci mancherebbe, no? Dopo tutto quello che è successo, ricevere la possibilità di organizzare una società di eccellenza fa sempre piacere, no? Sì, sinceramente sì. È una cosa bella, perché dopo quello che abbiamo passato in questi mesi, ricominciare con il calcio giocato è una cosa bella. È vero. ACI Sant'Antonio che ha stravinto il campionato di promozione, quindi secondo me avrà voglia di fare bene anche in eccellenza. Come vi state preparando? Sì, ieri anche l'ho detto nell'intervista avuto ieri, la società è una società molto seria, molto organizzata, perché vincere il campionato già a dicembre non è facile. Non è mai facile, certo. Hanno voglia di scatto, hanno voglia di organizzazione seriamente, e vogliono programmare in 2 o 3 anni, vogliono anche programmare per fare qualcosa di più importante, uno step più importante. Certo che un direttore sportivo, quando vede che dall'altra parte, in questo caso da parte della dirigenza, c'è questa grande voglia, perché vuol dire che può lavorare su tante cose. Sì, perché già una società che, senza offesa per gli altri, prende uno come direttore generale che è Graziano Strano, che è un curriculum ex Paternò, Palazzola e Siracusa. Certo. E già è un programma molto serio. Quando mi hanno chiamato e mi ha chiamato il direttore generale, per me già è un punto di partenza importante avere un direttore generale così di nome come lui. Emanuele, che calciomercato sarà il prossimo? Questa è una perché bella è domanda. chiaro che insomma ci sono pochi soldi in giro, gli ingaggi saranno secondo me molto ridimensionati. Pertanto poi trovare quelli che veramente ti fanno la differenza in campo sarà un po' più difficile, no? I pezzi pregiati continueranno sempre a costare, però i budget della società sono un po' più limitati. Sì, questo sì, perché giustamente i presidenti sono degli imprenditori, hanno delle aziende e penso prima di pensare al calcio penseranno alle loro aziende per la famiglia. Però ci sarà anche gente che vuole investire, gente che vuole crescere anche nel calcio, e questi anche grazie agli sponsor. Spero che ci daranno una mano, ma non solo a noi alla Città Antonio, ma spero che nel calcio continui, perché l'eccellenza è un girone, specialmente quest'anno sarà un bellissimo girone, perché ci sarà il Siracusa, l'Igea Virtus. È vero. Sarà un bellissimo girone. Un girone anche difficile da vincere.
Sì. oltre che bello tecnicamente, difficile da vincere, Sì. perché insomma sono tutte società, come detto bene, che aspireranno a passare di categoria la prossima stagione. Questo senza dubbio, noi sicuramente saremo una matricola, speriamo che saremo una terribile matricola. Noi, il nostro obiettivo è salvarci, poi quello che prenderemo. Ma sicuramente l'Igea Virtus, Siracusa o Giare, che se rimarrà in eccellenza, faranno dei campionati diversi rispetto a quello nostro. Senti Emanuele, voglio fare un passo indietro e parlare della tua esperienza a Ragusa. Tra l'altro è notizia recente dell'abbandono definitivo di D'Amico al mondo del calcio. Che esperienza è stata la tua? Perché insomma è stata un po' travagliata, hai mollato, sei andato via, evidentemente vedute non comuni hanno portato ad una decisione che è sempre molto difficile, Sì, no? sì, questo sì, l'esperienza è stata bella perché fare il direttore sportivo a Ragusa non è di tutti i giorni. Capoluogo di provincia. Infatti, e mi ha fatto crescere, se sono qua vuol dire che ho fatto uno step ancora in avanti, Certo. perché fare il direttore a Ragusa. E D'Amico mi dispiace tantissimo perché dopo 44 anni di calcio è uno dei presidenti più anziani di questa categoria, mi dispiace, però sicuramente ha fatto bene perché era stanco di andare sempre avanti, sempre lui da solo. A Ragusa io sono partito che la squadra avevamo fatto un'ottima squadra insieme al direttore generale Nino Monterosso e insieme al mister Settineri. Sì. Poi delle vedute diverse con l'allenatore mi ha portato questa scelta dolorosa, però rispetto per sia l'allenatore sia della Certo, società. certo. Beh, questa è grande forma di professionalità, perché poi alla fine uno può essere d'accordo o no, qualcuno poi molla perché per una questione di equilibrio all'interno della società stessa. È stato giusto Ettore, perché Certo. quando tu non vedi le stesse cose che vede l'allenatore o il presidente, è giusto che uno dei tre fa un passo indietro. Certo. Il presidente non era giusto, il Certo. mister stava facendo bene perché stava facendo dei risultati ed era giusto che rimaneva. Certo, certo. Il direttore ero io che avevo fatto la squadra, era giusto che facevo un passo indietro io e io con molta umiltà ho rifiutato questo ruolo negli ultimi 4 mesi, che poi sono stati 2 mesi perché Sì, poi si è bloccato tutto. bloccato tutto, Allora tu da giocatore eri un centrocampista molto arcigno, deciso. Che campionato sarà quello della prossima stagione? Dove spiccherà soprattutto la tecnica oppure veramente bisognerà lottare pallone su pallone alla Merola dei tempi migliori? Ma io ho sempre ammirato il mio lavoro, no? Perché io per quel ruolo ero sempre una pedina fondamentale per le squadre dove giocavo. La tecnica non si sa se, come dicevi tu all'inizio, per degli ingaggi dei giocatori ci saranno, perché sai la differenza poi la fanno i top player Chiaro, nella chiaro, categoria. chiaro. E quelli costano sempre, Quelli costano sempre. crisi a prescindere. Rimarranno sempre quelli prezzi. Io spero che ci sarà un campionato importante. I giocatori, secondo me in una squadra ci vuole un mix, sia i giocatori dei top e sia i giocatori come ero io, tra virgolette mi chiamavano il muratore del centrocampo. Un mix sarebbe il massimo, però non si sa se si può costruire ad San Antonio una squadra sia di top e sia... Tra l'altro quest'anno nel campionato di eccellenza abbiamo visto trionfare il Paternò in maniera straordinaria, dove ha abbinato dubbio. molta tecnica Sì, ma anche anche molta molta grinta. Ma la sorpresa secondo me è stato il Dattilo, no? Perché comunque nei confronti probabilmente di un Canicattì o di un Akragas all'inizio sembrava di avere un passo inferiore, invece poi si è dimostrato un gruppo fortissimo. Ma perché il Dattilo, faccio complimenti sia al Dattilo che al Paternò che hanno vinto questo campionato, l'hanno stravinto il campionato, però il Dattilo ha avuto dei risultati consecutivi di 10-11 partite che non aveva mai perso, e quella è stata per loro anche una forza mentale che poi l'ha portati fino a vincere il campionato. Anche perché è da tanto tempo che cercano di andare in Serie D. Sì, Quest'anno però avevano squadre come Canicattì e Akragas che non stavano, poi parliamo di Akragas Agrigento che è una grossissima piazza. certo. E il Paternò invece strameritato perché non aveva mai perso una partita. È vero, Aveva, come dici tu, un mix fra forza e tecnica, E perché tecnica. era una bellissima squadra. Avevano preso pochissimi gol fino a quando ha finito il E per la campionato. prossima stagione queste due squadre come si posizioneranno nel campionato di Serie D? Probabilmente il Dattilo magari tenterà sicuramente quantomeno di salvare la categoria, ma una piazza come Paternò avrà ancora voglia secondo me di vincere, no? Sì, il Dattilo sì, sicuramente, come dici tu, sarà una squadra per salvarsi, per salvare la categoria. Paternò, secondo me, il Paternò è la piazza che lo dimostra, che lo vuole e merita una categoria superiore che è la Lega Pro. Però non è facile programmare in Serie D Non per è andare mai a vincere, perché è da 2 anni che c'è stato un anno il Bari, un anno l'anno scorso il Palermo, e quest'anno non si sa chi ci sarà. È vero, nella sarà Lega una Serie D a sorpresa, dobbiamo aspettare ancora
un paio di settimane. E ritornando alla C Sant'Antonio 2020-2021, cosa vi serve per essere competitivi? Avete fatto comunque un quadro rispetto a quello che è il materiale dello scorso anno? Prima di tutto abbiamo, in queste settimane che sono stato lì da Sant'Antonio, abbiamo organizzato l'organigramma societario. Bene. Abbiamo preso il dottore Fabio Viti come vicepresidente. Da questa settimana incominceremo, già lunedì ho degli appuntamenti con i giocatori, incominceremo a avere l'organigramma di squadra. Io penso che lo Zoccolo Duro è giusto che rimanga perché hanno strameritato il campionato ed è giusto che diamo. Sono anche giocatori di categoria, quindi voglio dire, l'aggiustamento nasce con l'aggiunta. Giustamente. Però io, siccome mi piace sempre andare avanti e sperare sempre a uno step più avanti, e spero che farò una squadra importante come merita il Sant'Antonio. Assolutamente. Sta avendo anche un grosso pubblico e il paese sta rispondendo veramente alla. Conosco bene la realtà di Aci Sant'Antonio, che quando ha una squadra da tifare, questa squadra risponde bene sul campo, l'adesione è considerevole. Questo cosa ci fa pensare? Che comunque il calcio dilettantistico deve allargare le sue vedute e migliorare anche i settori giovanili. Come sarà il vostro progetto sul settore giovanile la prossima stagione? Ma secondo me è fondamentale, Ettore, perché nel settore giovanile, poi specialmente che ci sono gli under in eccellenza in Serie D che debbono giocare, è giusto che si riparte dal settore giovanile. Noi avremo un settore giovanile importante. Spero che la Juniores, il mio sogno è che la Juniores si alleni sempre con la prima squadra vicino, anche per stare con i grandi, per vedere com'è l'atmosfera della categoria. Spero che questo sogno si avveri. Il gruppo allenatore è stato già organizzato? Dai settori giovanili? Ancora no, perché stavo pensando alla prima squadra. Certo, giusto. Che abbiamo riconfermato dopo i giorni al mister Torisi che l'ha strameritato, la conferma. Un grande professionista che l'ho visto crescere in questi anni e dico che veramente sono. Poi passionale, no? Sì. Lo vediamo spesso in alcuni momenti della sua partita trasformarsi, cioè vivere con i giocatori in campo. Io non pensavo che lui ha fatto questa crescita, perché da tanti anni che io non lo vedevo, perché lui giustamente ha fatto sempre la promozione, aveva fatto l'eccellenza. Proprio nelle amichevoli che abbiamo fatto sempre, che in questi anni a Giar o ad Aciriale l'anno prima, noi siamo incontrati nelle amichevoli e vedevo che veramente ha dipinto la squadra quest'anno come lui è, cioè determinato, grintoso, voglioso. Io ho visto alcune partite sui canali social, ma niente, la squadra non mollava mai neanche un centimetro, mai. Ogni pallone, infatti poi i risultati gli hanno dato ragione. E su questa base, e così concludiamo, partirà questo nuovo Aci Sant'Antonio. Sì, penso che sui circa 12-13 giocatori rimarranno con la nostra famiglia, e poi ci saranno gli innesti, che è giusto perché ogni categoria certo. è diversa, la promozione, l'eccellenza, è giusto che ci vogliono anche i giocatori di categoria eccellenza che hanno la sua esperienza, che trainano questi vecchi giocatori con i nuovi. E poi insomma ci vuole la voglia e la determinazione di un bel gruppo dirigenziale, con l'arrivo anche di Emanuele Merola, che si gioca molto anche. Si gioca anche molto, no? Sì, perché adesso arrivano i momenti importanti della tua crescita. Sì, perfetto, questo dicevo anche ieri, per me è uno step importante. Lo step importante lo devo dimostrare giorno dopo giorno, lavorando, e portare una squadra al mister e alla società degna di Aci Sant'Antonio, e poi il mio lavoro sarà ripagato in campo, speriamo. Assolutamente. Nella speranza che insomma si possa ritornare in piena serenità, senza distanziamento sociale, con il pubblico che può finalmente essere partecipe anche alla partita, perché il pubblico è fondamentale. Certo, parliamo di calcio dilettantistico, però anche quelle 30, 40, 50, 60 persone aiutano. Ma anche i genitori, è una cosa, l'eccellenza poi vengono gli amici. Certo. È specialmente qua a Catania è una famiglia. È vero. Ed è brutto non avere il pubblico. Io spero che almeno entro ottobre ci sia una situazione diversa di questo, più chiara. Ancora c'è troppa confusione. Il calcio vive con il pubblico, perché sennò altrimenti si rischia di fare un'altra cosa. Perfetto, sono d'accordo. Grazie Emanuele, un in bocca al lupo per la prossima stagione. Ti attende sicuramente un mese di luglio intenso. Sicuramente, ma a me mi piace, per fare questo ruolo vuol dire l'ho scelto perché mi piace, ho passione per questo lavoro. Buon lavoro allora. Grazie a voi. Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's elite shit.
Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. Primo anno di eccellenza, una nuova esperienza calcistica che ha fatto confluire diverse esperienze dirigenziali, tecniche e atletiche in un unico sodalizio. 38 punti, settimo posto nel girone B del massimo torneo regionale e nell'immediato futuro piani e strategie da mettere sul tavolo. Il Catania San Pio X da un lato, reduce da una lunga esperienza in eccellenza, il Città di Mascalucia, militante in promozione, dall'altro. Ad essi si aggiungono un gruppo affiatato da anni che ha maturato esperienze di rilievo attorno al Vulcano. Il progetto parte proprio un anno fa ed è proprio da lì che andiamo a proiettare il film della stagione 2019-2020. Bianco-rosso-azzurri, colori sociali di una nuova realtà calcistica battezzata in comune a settembre dal sindaco di Mascalucia Enzo Magra e da esponenti dell'amministrazione comunale. In 4 ai vertici, settore presidenza, Doccula, Spina, Cesarotti e Spampinato per un'ampia dirigenza composta da Franceschini, Gaudioso, Di Mauro, Spina Fazio, Santoro, Leanza, Carace, Milazzo, Rosiglione, Petralia, Pittera, Di Stefano, Pellegrino e Consoli. Per la guida tecnica della prima squadra ci si affida a Gaspare Cacciola all'interno di un'area tecnica formata da Vadalà, Costa, Di Paola, Guerriero Franceschini, Marchese, Mannino e Pacini. Il mercato viaggia tra una scelta mirata di calciatori under e una mirata agente di esperienza. Così Anastasio, Algiati, Lupica, Badies, Garlato, Samperi, Cucuzza, Camara, Florio, Di Pietro e Marchese. Questi ultimi due saluteranno a dicembre. Andranno a costituire la linea verde di un organico che vedrà in nastri di partenza nomi di spessore quali Romano, Scalia, Darrigo, Librizzi, Scarlata, Gallo, Ranno, Bonaccorsi, Randis, Belluso, Mascali, Marino e Lo Giudice. Questi ultimi tre saluteranno il gruppo a dicembre, mese in cui verranno ingaggiati Gabriele Cacciola, Di Maggio, Strano e Finocchiaro. Al fianco di questo profondo rinnovamento ecco un settore giovanile ambizioso, diretto da Giovanni Turrisi e che a marzo, prima dello stop forzato, raggiungerà praticamente gli obiettivi preposti. Playoff per Under 19 guidata da Rubino, 17 guidata da Di Prima e diretta da Grasso, 15 di Musumeci. Proposte anche le sperimentali Under 16 di Ivano Turrisi prima, Caruso poi e Under 14 di Impellizzeri. Scendendo di età, con la nascita di una nuova realtà societaria, la New Team Catania, alla direzione tecnica dell'attività di base viene ufficializzata una bandiera come Peppe Mascara, al suo fianco Cacciola e una dirigenza formata da Spina e Zuccaro. Compiuto il primo passo, quello degli organigrammi, parte la stagione e doppio confronto al primo turno di Coppa Italia con il Giarre. In gara 1, datato 1 settembre 2019, sul neutro di Calatabbiano, Randis si fa ipnotizzare dal dischetto e il Mascalucia San Pio X incassa le reti dell'ex centravanti biancorosso Abate e poi di Giuffrida. Accorcia Mascali nel recupero per il 2-1 finale. Destini qualificazione rimandati al return match della domenica successiva. Locali maglia bianca autoritari e autori del vantaggio firmato da Carlo Anastasio, classe 2002, che sfoggia così questo biglietto da visita dopo l'esperienza a Siracusa. Nei 10 minuti finali succede di tutto e il Giarre, che bada al concreto, si ritrova al turno successivo del Memorial Provenzano grazie a Trovato e Abate. 2-1 giallo-blu come all'andata. Gioca bene ma esce a mani vuote dal confronto della prima di campionato il Mascalucia San Pio, trafitto da un rigore di Cocuzza che consente al Paternò di vincere la sfida per 1-0. Dopo il pari a reti bianche di Milazzo e debacle nella seconda trasferta consecutiva, quella di Santa Croce Camerina, il momentaneo 1-1 di Lo Giudice. In risposta all'Ibleo Battaglia non basta perché Iozia e Reinero nella ripresa firmano il successo avversario per 3-1. Poi si rompono gli indugi alla quarta di fronte all'Enna. All'autorete di Russo risponde Amore, ma Lo Giudice riporta avanti gli Etnei e Randis a inizio ripresa confeziona il tris. Aka tiene in bilico i primi 3 punti stagionali ed il 3-2 finale segnerà il primo sorriso in casa Mascalucia San Pio X. Alla sconfitta di misura di Pedara, nella quale l'ex Bonaccorsi fallisce il penalty del possibile 1-1, fa seguito un botta e risposta al cospetto del Palazzolo, avanti per primo con Diop. Belluso poi evita il KO. Altro pari stavolta a reti bianche a Catania contro l'Atletico nella giornata successiva. Inizia a questo punto l'escalation e inizia con la tribuna riaperta al pubblico dello stadio Bonaiuto Somma dopo qualche mese di inagibilità.
2-1 sul Real Siracusa firmato Librizzi e Randis. Quarto riapre i giochi per gli ospiti, ma in maniera vana. Si sblocca Randis e ad Aci Catena matura così un rotondo 0-3 con la sigla anche di Belluso. Mentre nel turno successivo lo stesso Belluso pone le basi per il successo ai danni del Gela. Un rigore di Randis vale il raddoppio, mentre Scerra accorcia per il 2-1 finale. A Giarre poi un contestato rigore realizzato da Bate interrompe i 5 risultati utili del Mascalucia San Pio. Leotta centra il bis, Ranno riapre i giochi quando è ormai troppo tardi, il Giarre si impone per 2-1. Decisi a riscattarsi, i biancorossi stendono con un pokerissimo il Carlentini. Randis sul rigore e Lupica spianano la strada in avvio. Belluso a inizio ripresa, Bonaccorsi e ancora Randis nel finale arrotondano per il 5-0 definitivo. A Sant'Agata Militello poi, nonostante il KO per 3-0, giungeranno 3 punti inattesi grazie al tesseramento irregolare di uno degli autori del gol, Arena. Il forte vento e qualche danno all'impianto del buon aiuto Somma, sabato 15 dicembre, fanno slittare di 4 giorni la sfida col Ragusa, battuto con una rete per tempo grazie a D'Arrigo e al nuovo innesto Finocchiaro. Il poker di successi e la nuova serie positiva si chiude al giro di boa con la bomba sganciata da Randis nella fortezza di Rosolini, la vera rivelazione del campionato. L'1-0 fa salire a quota 26 il Mascalucia San Pio X, che cambia passo dopo il grigiore dei primi 2 mesi. Si riparte da Paternò, dove Raimondi e La Piana fanno brillare la capolista vincente 2-0. Riposo alla seconda giornata di ritorno e poi 2 pari col Santa Croce, avanti 2 volte, prima con Floridia e poi con Di Rosa. Nel mezzo il pari di Bonaccorsi, Anastasio impatta a inizio ripresa. Il primo acuto del 2020 giunge da Enna, dove Belluso, Randis e un gran gol di Di Maggio valgono lo 0-3 finale, mentre in casa matura un altro pareggio, stavolta con lo Sporting Petara, avanti per primo con Caruso a inizio ripresa. A rimediare poco dopo ci pensa Strano per il definitivo 1-1. Semaforo rosso a Palazzolo, dove Terranova infligge un KO di misura, riscattato in maniera preventivata nel 9-0 sull'amatoriale Atletico Catania. Ne fa per l'occasione 6 Randis, 1 ciascuno, Badie, Belluso e Di Maggio. A Siracusa finisce 2-2 al termine di una partita contestata, nella quale Randis mette a segno altre 2 segnature. Saranno 17 i centri personali che gli varranno il titolo di vice capocannoniere dell'intero campionato di eccellenza. Reti che mandano avanti per primi gli etnei, frenati da uno sfortunato autogol di Scalia. Il nuovo vantaggio viene magnificato nel finale da una scellerata decisione arbitrale che consente al Real Siracusa di impattare con Melluzzo dagli 11 metri. A -5 dai playoff, il Mascalucia San Pio X dà il tutto per tutto in quella che sarà l'ultima gara ufficiale della stagione e Bonaccorsi a pungere per primo. Sulla Aci Catena, gli ospiti pareggiano sull'unica incursione offensiva in un'ora di gara e lo fanno con Dama. Agostino Gallo con questa perla renderà giustizia all'extra time, trascinando i suoi al 2-1. Un gol che resterà scolpito nella memoria di questo campionato, l'ultimo gol prima del congelamento delle classifiche. Abbiamo avuto con noi il nuovo direttore sportivo dell'Aci Sant'Antonio, Emanuele Merola. Mi è sembrato giusto e doveroso invitare a questo punto l'allenatore dell'Aci Sant'Antonio nella scorsa stagione, ma anche e soprattutto l'allenatore della prossima, Alfio Torrisi. Ciao Alfio, ben trovato. Grazie dell'invito Ettore, ben trovato a te e buona serata a tutti. Complimenti che sono arrivati da tutte le parti, è una bella soddisfazione, no? Perché quest'anno, a prescindere da quello che è successo, l'Aci Sant'Antonio ha veramente giocato un bel calcio, ha stravinto il suo girone, quindi la promozione è stata super meritata. Diciamo che abbiamo coronato un sogno e soprattutto abbiamo messo un verdetto importante a un progetto iniziato 3 anni fa. Sicuramente grazie per i complimenti del bel calcio, però dico, quello che conta è che siamo riusciti a
ottenere un risultato sportivo penso importante a prescindere da come sia finita, però dico record importanti, la squadra è riuscita a fare veramente una stagione da incorniciare, secondo me ripetibile. È vero, è vero. E questo deve dare merito alla società che sicuramente ci ha fatto lavorare in contesti al di sopra delle categorie, e a questi ragazzi dove hanno dimostrato con la fame e la voglia di mettere a tacere molte chiacchiere e scetticismo iniziale, dove magari le parole che si usavano frequentemente in questo periodo erano una squadra giovane, una squadra che non ha mai vinto, c'è gente che ha vinto poco. È vero. Quindi i ragazzi hanno dimostrato con i fatti invece che si può vincere anche senza aver vinto in precedenza. Condivido. Con il DS Merola si parlava di un AC Sant'Antonio che si rispecchia molto nel suo allenatore, tu per carattere arcigno, deciso, determinato, che carica la squadra nella maniera giusta e con i risultati che arrivano, insomma doppia soddisfazione. È una squadra che ti assomiglia molto, te la senti molto tua, quella che hai vissuto nel campionato di promozione? Ma guarda, questo secondo me è uno dei risultati più importanti a cui penso un allenatore deve basare la sua stagione e il suo modo di lavorare, perché nel momento in cui la squadra riesce a prendere il tuo DNA sia a livello caratteriale sia a livello tattico, vuol dire che sei riuscito a trasmettere qualcosa alla squadra. Chiaro. Poi naturalmente per il modo di giocare che ho io, che è un modo, io credo molto sulle transizioni, sul cercare di recuperare palla dopo averla persa in poco tempo e andare a concludere, quindi per cercare di mettere in atto il mio credo, il mio modo di fare calcio c'è bisogno di tanta intensità. Dal punto di vista tecnico c'è stato anche una forza caratteriale che ha determinato poi chiaramente questa forza fortissima in campo che si notava. Quando tu devi andare, basi tutto sul recupero palla, sull'aggressione, quindi a questo devi aggiungere per forza una voglia che poi abbinata a un carattere forte di fame e riesce a far venire questo mix. E sarà così anche per la prossima stagione oppure pensi che un campionato di eccellenza anche il tasto tecnico diventa anche un po' fondamentale? No, ma guarda, io ti dico che il tasto tecnico naturalmente che già c'era da quest'anno, la differenza lo fa. Io ho avuto la fortuna di allenare giocatori come Sinatra, come Giuffrida, persone veramente giocatori che hanno tasso tecnico e giocate di altra categoria. Chiaro. Questo non vuol dire che sicuramente devono entrambi, oppure chi è che verrà, cercare di sposare il mio modo di fare calcio, che è quello di un modo dove la corsa, la quantità, il modo di reagire è fondamentale, a prescindere. Il tasso tecnico sicuramente ogni categoria ha dei giocatori per una categoria diversa, e quindi però dico, il nostro modo di fare calcio non cambierà, il profilo resterà questo, tant'è vero che 12-13 giocatori saranno riconfermati. Sarà quindi un'ossatura certo, che già si è affermata anche in promozione. A maggior ragione perché io sono convinto che questi sono dei giocatori che l'eccellenza possono farlo in una maniera tranquilla, senza nessun tipo di pensiero. Quindi l'obiettivo, almeno dalle parole del mister, è quello quantomeno di salvare la categoria, fare un campionato super dignitoso e pensare anche in prospettiva playoff? Allora, a me la parola salvare non è una parola che mi si addice, non mi piace. Ecco il carattere di Alfio, noi giusto? Dobbiamo cercare di mettere le basi a un nuovo progetto, un progetto che porti in 2-3 anni la Sant'Antonio ai vertici dell'eccellenza per cercare di raggiungere una serie D chiamata per che adesso dare un manca da progetto. troppo tempo. Sì, sicuramente queste sono le basi, noi sposiamo il progetto, poi la parola salvare è una parola che è brutta anche sentirsi dire, dobbiamo iniziare un nuovo progetto e mettere le basi per continuare a divertirci e entusiasmare una piazza che merita. Chiaro, certo. Come avete vissuto l'arrivo purtroppo drammatico del Covid? Fermare tutto con il dubbio se eventualmente tutto quello che era stato fatto poi si portava a compimento o meno? Vedi Ettore, le abbiamo vissute in una maniera, ti dico, serena, perché a livello nostro di coscienza sapevamo che più di quello che avevamo fatto quest'anno non si poteva fare. Con un pizzico di rammarico, perché tu sai benissimo lo scetticismo che c'era iniziale con questo Covid ha dato adito a quelle chiacchiere da bar, no? Che nel calcio poi si sentono, e alla fine se queste non vincono niente, vediamo se annullano i campionati. Abbiamo dato, diciamo, mi permetti, un po' di panico c'è polemico, stato, no? Un po' di panico c'è Abbiamo stato. dato più che altro adito a qualcuno che dopo il primo mese non ha più parlato per 8 mesi, per 6 mesi, di poter di nuovo uscire alla testa per cercare di magari creare, sai,
quel modo poco carino e poco sportivo di non farci gioire, magari pensavano, invece alla fine purtroppo per chi non ci ha creduto e per chi ci ha sperato abbiamo vinto, abbiamo stravinto, e ti dico che della stagione il rammarico principale non è quello di non aver festeggiato nel campo, perché in questi 2 giorni ho ricevuto complimenti anche da persone che non mi aspettavo, e soprattutto complimenti, ci sono quelli di facciata che purtroppo qualcuno ha dovuto fare per Quello forza. è il mondo del calcio. Però ci sono stati commenti e messaggi in privato di persone competenti dove hanno apprezzato veramente il lavoro che abbiamo fatto a 360 gradi, e questo mi fa veramente onore e ci tengo a ringraziarli pubblicamente. Il rammarico principale, ti ripeto, non è quello di non aver festeggiato nel campo, ma è quello di non aver portato la Coppa Italia dai Sant'Antonio, perché saremmo rimasti nella storia, non per l'abbinamento dei 2 trofei, campionato e Coppa, certo, ma perché è una cosa che mancava, e secondo me avevamo tutte le carte in regola. Magari sognavamo una finale al De Simone con il Siracusa, con il Milazzo. Mai dire mai però. Lo so, però ormai è andata questa, quindi sognavamo, scusami, una finale magari a Selvaggio di Ragusa con tanto pubblico, però purtroppo questo è il rammarico principale di questo gioco. Per il resto poi bisogna essere solo felici, strafelici, e soprattutto abbiamo regalato una gioia a un presidente che mi permetto di dire che è un passionale, è uno che ancora mette la mano al suo portafoglio personale per cercare di fare cose importanti, e questa alla fine è una cosa che non bisogna sottovalutare, quindi io lo devo ringraziare pubblicamente, perché sicuramente, sai, in 3 anni momenti poco felici ce ne sono stati. Il mio presidente è stato di fronte a una scelta difficile per tenermi da Sant'Antonio, la sua testardaggine e la sua voglia di vincere ha portato a farmi sempre restare saldo sulla panchina, anche in un momento dove, come è giusto che sia, sono stato messo in discussione, e quindi lo voglio ringraziare pubblicamente. Però dico, presto, alla fine abbiamo avuto ragione noi, le chiacchiere lasciamole agli altri, noi abbiamo trionfato veramente. È vero. Nel vostro girone onore anche al Milazzo, che comunque ha sicuramente disputato una buona stagione. Si parla anche di un possibile ripescaggio. Milazzo è stata, tra virgolette, la partita che nella mia piccola carriera da allenatore, mi ha emozionato di più e mi è rimasta più impressa, perché andare a Milazzo a giocare in uno stadio storico come quello, con 2 tifoserie ben organizzate come la nostra, mi ricordo i nostri tifosi sono arrivati in pullman, oltre 100, più i tifosi del Milazzo. Noi primi, loro terzi, 3 punti dietro, big match, noi l'abbiamo gestita in una maniera... Sono le partite che ogni allenatore vorrebbe giocare, vero, dai. Vero. Poi una partita di sabato, il presidente si è fatto stare in ritiro, dico una partita veramente che oggi... Avevo un ricordo del derby con la Cicatena fatto in promozione, che era qualcosa di spettacolare a livello di pubblico. Questa di Milazzo è stata la partita più emozionante che abbia mai, sulla quale io ho partecipato. C'è da dire comunque che il Milazzo è una squadra ben attrezzata, ben allenata da Caragliano, che ha fatto un buon campionato. Assolutamente. Ma oltre il Milazzo c'era anche l'Atletico Messina, la Ionica, squadre che hanno... Era un girone tosto, era un girone tosto. Il girone C quest'anno di promozione, a differenza degli altri anni, secondo me è molto competitivo. È vero. Noi abbiamo fatto un campionato a parte, perché 12 punti sono tanti, abbiamo avuto un anno di imbattibilità solare, sono tanti, Alessio Gulisano c'ha record, positivi. miglior difesa di tutta la Sicilia, secondo miglior attacco. Dico, io penso Alessio Gulisano 8 partite di imbattibilità, ci sono numeri, abbiamo fatto cose veramente belle. Assolutamente. Adesso la C Sant'Antonio sta sviluppando, come hai detto tu, un progetto per il campionato di eccellenza, campionato totalmente diverso. Certo. Voi avete, come hai detto bene tu, un'ossatura già pronta. Ma il suggerimento dell'allenatore Torrisi per la prossima stagione nei confronti della dirigenza qual è? No, ma il suggerimento, io penso che bisogna essere umili. Io ho bisogno di essere suggerito. Io quest'anno avrò l'onore di lavorare al fianco di gente come Strano, persone che ha fatto la Serie A nel Catania, Lega Pro Siracusa, Palazzolo ha vinto in eccellenza, Paternò ha vinto in eccellenza. L'esperienza non si inventa se non ce l'hai. Poi dico, io penso che abbiamo tipo, lo paragono tipo al Galliani della Lega Pro quando è andato a Monza, bravo, no? Giusto il termine. Oltre a Emanuele Merola, che nella sua giovane età come direttore sportivo aver fatto il direttore da Cireale a Ragusa, l'ha fatto che ha voglia di lavorare, come dicevamo sicuramente, quindi io penso che in questa occasione ho bisogno io di essere suggerito, di essere ben guidato in una categoria che magari a livello di allenatore conosco poco, però penso che con la supervisione di Lanzafame noi abbiamo un team dirigenziale sicuramente importante, e quindi penso che sono sicuro di poter fare il mio lavoro, quello dell'allenatore, in una maniera serena, perché
Per il resto penso che la società è organizzata in una maniera, se non fra le migliori, la migliore dico fra le migliori della categoria. Certamente. Il prossimo anno questo girone B del campionato di eccellenza sarà sicuramente un girone abbastanza tosto, con realtà... Una mini Dio, penso che infatti, sia. con una Tutti realtà... i capoluoghi di provincia. Certo, Siracusa e Ci tanti sarà altri. Gela, Ragusa, Siracusa, Enna, Il Barcellona Pozzolgotto che ritorna in grande Milazzo in caso stile. di ripescaggio. Insomma, sarà voglio dire. sicuramente un girone Derby B. con la Cicatena. Un girone di... beh, tu con la Cicatena hai No, sempre... dico, abbiamo un derby anche Sì. con la Cicatena. Insomma, sarà un girone veramente impegnativo. Certo. Però, secondo te, con tutto quello che è successo con il Covid, saranno veramente tutte pronte queste società ad affrontare una stagione che in questo momento ancora è un punto interrogativo, inizio stagione che non si saprà quali saranno le leggi che dovranno governare anche le stesse squadre che scenderanno in campo, no? Guarda, È Ettore, un punto interrogativo che comunque ci portiamo appresso in questo momento. sicuramente la realtà dice questo, però io, concedimi, sono convinto e penso che chi come noi vuole programmare, programmi a prescindere. Chi non ha mai programmato cercherà la scusa che non si sa quando bisogna partire. Io penso che ormai nel panorama calcistico siciliano ci conosciamo, le società si conoscono un po' tutte, le società che hanno sempre programmato e fatto cose per bene le conosciamo, le società che si sono sempre avventurate le conosciamo anche, quindi io secondo Quelle me che si penso, smarriscono per strada le conosciamo pure. io penso che alla fine la differenza della solidità della società la faranno anche sotto questo punto di vista anche in questa stagione, quindi io penso che società importanti o quantomeno che hanno lo spirito di programmare come hanno sempre fatto faranno le cose importanti. Io conosco società dell'anno scorso facevano la promozione 2 anni fa, poi sono stati in eccellenza, hanno avuto tutto il tempo di programmare e alla fine sempre hanno iniziato 15 giorni prima della stagione, quindi io penso che ognuno di noi abbia un identikit ben preciso e ogni anno chi ha fatto in un modo farà in un modo e chi farà in un altro a prescindere dal momento. Hai parlato poc'anzi dei tifosi che sicuramente il prossimo anno possono diventare un po' il 12° uomo in campo in un campionato impegnativo come quello dell'eccellenza, no? I tifosi ad Aci Sant'Antonio sono qualcosa di spettacolare, io benissimo dobbiamo essere, noi allenatori dobbiamo essere consapevoli che, e sappiamo che quando facciamo bene siamo il Mourinho del caso, quando facciamo male siamo i primi ad essere criticati, questo fa parte del calcio, però farlo, il calcio, fare la tua attività in un ambiente dove ci sono i tifosi è qualcosa di sicuramente di emozionante e di non paragonabile ad altrove. È più impegnativo. Sicuramente le pressioni, la piazza mettono tanto, però dico Aci Sant'Antonio per questo. Dovrei fare un elenco di tifosi per nominarli quasi tutti, addirittura. Però perché sì, mi sono stati vicini, mi vogliono bene, mi hanno dimostrato la loro stima e il loro affetto e io ancora siedo su questa panchina e anche grazie a loro. Loro sono sempre stati il nostro 12° uomo in campo, sono stati sempre vicini ai ragazzi. Mi auguro che ci possiamo rincontrare presto, a prescindere, per riabbracciarci tutti, per festeggiare questa famosa e importante promozione e ripartire l'anno prossimo con loro dietro le mie spalle in quel con settore, la stessa determinazione. in quel settore che tanto fa. Allora, per chiudere, Sì. il sogno nel cassetto di Alfio. Il primo, secondo me, il grande sogno è stato quello di vincere un campionato ad Aci Sant'Antonio con l'Aci Sant'Antonio in quella maniera, ma secondo me ce n'è un altro, o no? Ma guarda Ettore, io penso che nella vita siamo tutti un po' sognatori, sognare non costa nulla, il mio sogno è quello di continuare ad approfondire questo lavoro, di confrontarmi sempre con persone più grandi, di esperienze, di ascoltare tutti i consigli, Giusto. di studiare, di crescere e perché no, un giorno poi io penso che i sogni irrealizzabili ce ne sono pochi. Se tu sei gagliardo, se sei testardo, se metti nella tua professione lo studio adeguato, il modo di crescere, qualcosa arriva. Io posso dire che dopo 5 anni che alleno, compreso un anno di terza categoria e seconda categoria con la Massimiliana, che tu ti ricordi, sì, no? ma si parte da là. Dico, E quella è una gavetta importante. Allenamenti alle 8:30 di sera a Nicolosi a un grado, non me li sono dimenticati. Magari possibilmente con 20 persone. Con 10 persone, stavo dicendo no, 10. Con 20. Ah, tu sei stato tutti, fortunato. No. E quell'anno con la Massimiliana in seconda categoria mi ha dato tanto perché abbiamo lavorato in un modo importante. Alla fine arrivare al tuo 4º anno di promozione, vincerla e trovarti in eccellenza, penso che
magari detto 5 anni fa quando sono venuto da te a Modica, sembrava quando una ero follia. allenatore della Massimiliana, Mi ricordo. era una follia, ma io già lo sognavo. Bravo. Quindi il sogno ce lo teniamo per noi, con la consapevolezza che nella vita nulla è impossibile. Allora Penalty ha portato fortuna Ci mancherebbe, e siamo perché contenti perché insomma averti qui ad inizio della prossima stagione vuol dire che ti porterà fortuna anche per la prossima. Speriamo. E nella speranza che veramente il prossimo anno sia un altro ennesimo anno di successo, io ti ringrazio e ti auguro intanto un po' di riposo. Posso fare una dedica a questo del campionato? Assolutamente sì. Questa vittoria del campionato voglio dedicare al mio nonnino, che non c'è più da qualche mese, il quale è stato mio super tifoso sempre, il quale quest'anno non mi raccomandava altro di vincere questo campionato perché riceve il terzo anno, mio nonno è andato via all'età di 93 anni, ogni domenica lo aspettava con ansia. Che bella cosa questa. La mia telefonata per il risultato, con mia mamma tramite tutto campo voleva sapere sempre che cosa faceva la mia squadra. Nonno, ce l'abbiamo fatta, lo dedico a te che sei lassù in cielo, grazie e ti voglio bene. Che Questo bella, farlo perché era una cosa bravo, che bello. meritavo. Mi è piaciuta questa cosa. Grazie ad Grazie Alfio a te. Torisi e un in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie a voi. Durante l'emergenza abbiamo dimostrato di saper essere uniti, solidali e di saper rispettare le regole. Adesso, grazie allo sforzo di tutti, abbiamo ricominciato a coltivare le nostre passioni, le ambizioni professionali e incontrare le persone che amiamo. Certo, stiamo scoprendo modi diversi di stare assieme, ma ad accoglierci c'è sempre la stessa terra bellissima, la Sicilia. Con i suoi colori, i sapori e la sua magia. Perché oggi l'orgoglio di essere siciliani si dimostra così, continuando a rispettare le regole. Proprio così, dipende da ognuno di noi. Indossa la mascherina e mantieni sempre il distanziamento sociale. La Sicilia si cura. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda ogni martedì alle 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, tutto il calcio dilettantistico a 360 gradi e vi anticipiamo, perché c'è una persona qui accanto a me importante che è Renato Marletta, che i Penalty Awards quest'anno ritorneranno di nuovo ad essere protagonisti nell'estate calcistica siciliana, perché possiamo già comunicarlo, giorno 18 luglio al Castello di Lombardia di Enna si svolgerà la 7ª edizione di questo galà che ormai è diventato, diciamolo pure Renato, tu ne sei stato protagonista, su festa nazionale. Dopo Coverciano, un evento importantissimo. Allora, dopo i premi di Coverciano esiste il premio di Ettore Tortorici. Troppo buono. No, anche perché fai praticamente un'investitura su tutti, diciamo, i personaggi più o meno sconosciuti. È vero. Perché si tende sempre a premiare la Serie A, la Serie E invece noi partiamo dal basso. Bravo. Perché siccome siamo partiti dalla gavetta, giusto, abbiamo fatto tanta gavetta tra settore giovanile e calcio dilettanti, sappiamo cosa sono i sacrifici che fanno gli allenatori. E quindi vanno premiati e onorati. Vanno premiati ed è una cosa simpatica, difatti. Ogni anno c'è sempre... È un bel galà. Allora, parliamo con Renato Marletta e iniziamo a dire dove arriverà il calcio comunque dilettantissimo dopo questo terremoto. Le scuole calcio non si sa che fine faranno, non parliamo di impiantistica perché siamo ancora allo stato zero. E questo sarà un problema che verrà a galla dopo che si stabilizzeranno gironi. Bisognerà investire per la sanificazione senza pensare che se sarà obbligatorio il tampone saranno costi enormi. Chi parla di speculare su questa situazione, io ho una mia idea su questo coronavirus, diciamo, non la vedo tanto, per cui insomma c'è da verificare tanto soprattutto l'aspetto ludico e l'aspetto della salute dei ragazzini e dei genitori che li accompagnano, perché naturalmente se prima non c'è l'ok veramente che si può tornare a, diciamo tra virgolette, a una vita normale,
non credo che sia il caso di iniziare. È vero, è vero. Quindi vuol dire che le difficoltà saranno considerevoli. Le società, se dovranno gestire dei budget, penso che punteranno su budget tecnici, nel senso che vogliono fare le squadre magari per vincere il proprio campionato, quasi non pensando che invece poi dietro alle spalle c'è un enorme budget da gestire in quelle che sono le spese di gestione. Non vorrei essere nei panni di chi ha potere decisionale in questa situazione. Infatti. Perché qualsiasi decisione tu possa prendere, sicuramente farai sempre gli scontenti. Di tutti. Buona parte. Buona parte degli scontenti, perché dico, pensare, tra virgolette, di tornare alla vita normale che si faceva una volta, credo che sia improponibile, anche perché, diciamo, è vero che i ragazzi hanno voglia di cimentarsi un'altra volta, però l'aspetto gestionale, l'aspetto organizzativo non è facile da poter ritornare, anche perché, diciamo, l'impiantistica è in uno stato di abbandono. Poi il calcio, non soltanto a Catania, in Sicilia in genere. Poi il calcio, che è uno sport di contatto, non so come possa non avere contatto, tra virgolette, perché il problema delle docce, il problema delle borse, il problema degli indumenti sportivi, insomma non si sa sinceramente da quale parte iniziare, anche perché c'è tanta voglia di iniziare, ma io credo che passeremo un'estate, tra virgolette, in sordina. Secondo te la Lega Nazionale Dilettanti è stata un po' lenta nel prendere delle decisioni per i dilettanti? No, lenta no, perché la tempistica è a loro favore, però ti ripeto, qualsiasi sia stata la decisione sicuramente troverà sempre gli scontenti, perché adesso c'è da dire una cosa, tra virgolette, che nei dilettanti, a parte la Serie D, che i ragazzi hanno qualche minimo di contratto, gli altri non hanno contratto. Nei dilettanti c'è solo la stretta di mano e volemo se bene, no? Sulla carta, sì. E anche se c'è da dire una amara verità, che il buon 40%, se non di più, sopravvive con i soldi, tra virgolette, questi introiti del calcio dilettante, per cui che se non arrivano non possono mantenere allora, le famiglie. Vengono meno gli sponsor dei comuni, stendiamo un velo pietoso. Assolutamente, condivido Renato, condivido. Allora, secondo me l'unica strada per andare avanti è la cultura dell'associazionismo. Bisogna fare associazionismo per andare avanti, perché è inutile che tu fai 10 dirigenti, tanto vale averne 4 in società. Certo. Il problema qua diventa che chi mette un centesimo di tasca propria vorrebbe comandare e fare il presidente, il che non è facile, insomma, in queste, al di là della categoria, perché certo. Non dimentichiamoci che noi dal settore giovanile mandiamo su tutto quello che è, diciamo, il parco dilettantistico, no? Certo, certo. Perché tutti questi ragazzi vengono fuori dai settori giovanili, per cui quelli che sono verrebbero attenzionati di più i campionati juniores. È chiaro che tu devi dare spunto a queste categorie, al di là delle vittorie più o meno, perché naturalmente si inizia dalle scuole calcio. Le scuole calcio poi i meritevoli, tra virgolette, vanno inseriti nelle squadre agonistiche e poi man mano si va avanti, perché non è che tutti brillano di luce propria. Sappiamo. Perché poi io ripeto, il calcio non vive un buon momento, anche se c'è tanta voglia di fare bene, però secondo me bisogna andarci con i piedi di piombo, perché è inutile fare la corsa contro il tempo, bisogna andare a aspettare piano, magari con qualche mese di ritardo, si inizierà a settembre, bisogna intanto avere l'ok da parte della classe medica. Chiaro. Bisogna che tutti i ragazzi vengano attenzionati dal punto di vista psicofisico, soprattutto culturale. Ma tutto questo ha dei costi? Ha dei costi. La società è pronta ad affrontare questo percorso obbligatorio? Allora, c'è da dire una cosa, che prima c'erano le visite mediche obbligatorie, sì, tra virgolette, sì, che facevano capo alla... Sì, ma un tampone costa di più. Alla medicina sportiva. No, più che questo, io mi auguro che la classe medica, soprattutto i nostri, diciamo, ospedali, tra virgolette, e le nostre cliniche, siano attrezzate per poter far fronte a questa marea di sportivi. Gente, perché oggi è difficile che anche in una vita privata una coppia, diciamo, io pensionato, ho difficoltà a farmi fare il tampone. Dice, ma lei di cosa soffre? No, io mi vorrei mettere
In sicurezza. In sicurezza, perché dico, al di là è inutile che mi faccio ricoverare, faccio confusione. Chiaro. Si deve mettere a turno, ci sono dei costi, eccetera, eccetera. Insomma, secondo me sarebbe utile limitare i costi, tra virgolette. Io credo che molte società stanno sottovalutando questa tempistica. Non lo so, anche perché diciamo corre l'obbligo della certificazione. Al di là di tutto, mentre che c'era l'aspetto agonistico, la certificazione, adesso questa cosa qua, per cui io non penso che ci sarà mai qualche medico che certificherà Facilmente. che ti sei fatto il tampone, non credo proprio. Bisogna attivarsi proprio nelle cliniche private, negli ospedali, affinché tutto Convenzionare magari convenzionare le società. magari con dei costi minimi, insomma, perché dico, se si pensa di fare fonte di guadagni in questo senso, io credo che abbiamo sbagliato tutto. Assolutamente. Voltiamo pagina, perché insomma purtroppo bisogna anche giustamente parlare dell'aspetto tecnico di questa stagione, una stagione che ha visto trionfare il Paternò, ha visto trionfare il Dattilo, ha visto trionfare anche in un certo senso la squadra del Palermo, no? In Serie D. Ci siamo dimenticati che insomma l'anno scorso il Palermo comunque era una squadra ufficialmente dilettantistica, pertanto vincere un campionato è sempre importante sotto questo punto di vista. Certo, dico, ripartire insomma dal basso non è facile. Mai. Soprattutto diciamo al primo anno di dilettantismo, tra virgolette, no? Anche se chi ha fatto calcio per professionismo per tanti anni non può improvvisamente. Assolutamente. La cultura e la mentalità è sempre quella. E sul Dattilo e sul Paternò che hanno trionfato, ne abbiamo già parlato anche con gli altri ospiti, abbiamo notato che comunque erano veramente preparati già per la Serie D. Allora, loro diciamo in un campionato dilettantistico hanno fatto un campionato professionistico, perché è una squadra che si allena 5 volte alla settimana. Non è dilettantismo quello. Il dilettantismo è quando io vengo e mi alleno, magari in orari serali. Perfetto. Ma tu che pretendi, tu società tra virgolette, che pretendi che il giocatore sia sempre puntuale, sia diciamo sempre presente. 5 volte alla settimana più la partita. 5 volte alla settimana più la partita, poi se metti magari possibilmente qualche volta si va anche in ritiro, insomma è più una cultura professionale, perché il vero calcio dilettantistico si faceva una volta, 2 volte alla settimana. Anche se mi permetto di dire che spesso e volentieri questa è una veste molto siciliana, Allora, perché superato il Lazio il dilettantismo è visto in un'altra maniera. C'è una forza copiatura, noi parliamo di falso dilettantismo perché in effetti non è dilettantismo. Il dilettantismo possibilmente lo trovi in prima categoria dove ti alleni 2 volte alla settimana, la sera o in orari post lavoro. Anche perché è il campo 2 volte soltanto la settimana. No, diciamo, hai gli spazi limitati. Limitati, no? Sì, e poi tempistiche diverse. C'è la cultura della domenica, dici, mister, io domenica non posso venire perché vado a lavorare. Dici, ma come? Io sono dilettante. Giustamente. Non posso lasciare il lavoro, o lasciare gli impegni personali per venire a giocare. Se mi diletto, è proprio il dilettantismo parte da questo dilettarsi. E deve essere sulla carta così. Sulla carta dovrebbe essere così. Ma non lo è. Ma non sempre così, perché adesso diciamo man mano si sta copiazzando, tra virgolette, anche nelle categorie seconda e terza, si pretende un po' di più, anche perché in terza categoria se tu prendi un allenatore abilitato, è chiaro che l'allenatore abilitato vorrebbe allenare i giocatori, no? È chiaro. Cioè tu non puoi arrivare al campo e avere 6 giocatori disponibili. E spesso e volentieri in terza categoria giustamente succede. Magari possibilmente quando fai la convocazione, io mi ricordo 60 anni fa quando iniziai, dai, un po' meno di 60, le famose riunioni serali che si facevano per avere il sabato sera, si faceva una riunione per verificare la disponibilità per fare la convocazione, che si faceva il martedì, giovedì allenamento, il sabato sera dice io mister domani sono a lavorare, non posso venire. Io mister non ci sono, Ma non era soltanto la terza categoria, anche insomma nell'eccellenza di 60 anni fa. Per cui anche se purtroppo il calcio insegna che non si può tornare indietro. È vero, ma è giusto che sia così poi in fondo. Si va sempre avanti, anche perché dico, se si pretende è chiaro che tu devi dare, no? Certo. Cioè le pretese dipendono anche dall'attività che tu svolgi. Chiaro. Io credo che diciamo un pizzico di professionismo, tra virgolette, non guasta in questo senso, però bisogna anche verificare i costi delle società, anche perché non ci sono più i paperon di una volta. Non ci sono più i presidenti con il portafoglio. È venuta a mancare un po' la passione dei presidenti, no? Possibilmente diciamo c'era magari quello che aveva il piacere di farsi chiamare presidente. C'è l'abbandono di D'Amico, per esempio, dopo 44 anni. È una cosa che mi meraviglia, perché io l'ho avuto dirigendo quando allenavo il Riposto con la Buonanima di Averna, diciamo, e lui
difficilmente poi uno che si affeziona alla società, che il distacco è la cosa. E che ogni tanto bisogna anche fermarsi e dire stop. Magari sì, però ti ripeto, chi l'ha fatto per tanti anni viene un po' meno. Diciamo, io non so come la gente ha passato le domeniche, tra virgolette, no? Io mi taglio le vene tra il mare e il calcio, io preferisco sempre il calcio. Certo. In questo periodo sinceramente, perché anche nei pomeriggi che andavo a vedere qualche allenamento, qualche cosa, essendo la mia inattività, però ti ripeto, bisogna purtroppo prenderne atto. È vero. Allora chiudiamo con un pensiero. Cosa ti è rimasto di questa stagione interrotta in maniera così brutale dalla Covid-19? Allora, io mi auguro, tra virgolette, che almeno il calcio Catania possa riprendere in pieno l'attività. Sì. Li seguo da vicino perché il presidente è un ex giocatore a Starina, Sì. Gianluca, sono in contatto Anche un mio ex presidente a Via Grande. Sono in contatto con Fabio Pagliara e Luca Pellegrino, ho dato anche la mia disponibilità a collaborare. Sì. E ripeto, non vorrei essere nei panni dei dirigenti federali siciliani perché in questo momento non è facile prendere delle decisioni e soprattutto ricomporre, come si faceva prima, i vecchi organici, perché ripeto, tante società verranno meno, proprio in virtù del fatto, non tanto dal fatto economico proprio, ma dal fatto organizzativo. Organizzativo, è vero, è vero. Io mi auguro che il calcio possa riprendere in pieno la propria attività. Questo ce l'auguriamo. Per noi calciofili e per tutto l'indotto che gira attorno. È vero. Radio, televisione, È vero. mass media, insomma. Tutto e per tutto il mondo di passionali. Che ci sono, perché non è tutto, c'è, diciamo, che esiste. Non è tutto, diciamo, solo un risultato. Solo un risultato, c'è tanta passione attorno a questo. È vero. Allora, chiaramente sarai dei nostri giorno 18 luglio, come sempre, in prima linea nell'evento dei Penalty Awards 2020, 7ª edizione, e io mi auguro che la prossima stagione sia veramente ancora una volta una stagione ricca anche nella voglia di vivere il calcio a 360 gradi ogni giorno. E nell'augurio di tutti, no? Io mi spero intanto che tutti godiamo di una buona salute, che è la cosa più importante. Di seguito viene il calcio. Perfetto, grazie a Renato Marletta. Grazie a te e saluto a tutti. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo sempre qui in questa edizione particolarmente estiva di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo il pallone che rotola, siamo l'erba, la neve e il fango. Siamo le luci della vittoria e l'ombra della sconfitta. Siamo il tifo che canta se vince e applaude se perde. Siamo il calcio d'inizio e il fischio che segna la fine. Siamo l'assist che cercavi. Siamo le regole che fanno tutti uguali. Siamo i giocatori che fanno la squadra. Siamo i 90 minuti che finiscono troppo presto o non finiscono mai. Siamo il campo dove giocano i campioni e dove gioca la speranza. Siamo la rete che si gonfia e la rete fatta di persone. Siamo il calcio che unisce, quello vero, quello che si gioca. Siamo il calcio, da 120 anni. È il momento di parlare del Dattilo Noir, società che ha vinto il girone A del campionato di eccellenza, quindi per la prima volta la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Dattilo Noir e Fulgatore sono state promosse rispettivamente in Serie D e in promozione. Ottimi traguardi per due club dell'Interland trapanese che da diversi anni puntano ad investire sul calcio. Due formazioni che hanno meritato il passaggio di categoria per quanto visto in campo prima della sospensione. Definirle promozioni a tavolino sarebbe riduttivo. Il Dattilo Noir infatti ha occupato sin dalla prima giornata del campionato il primo posto nella classifica dell'eccellenza ed aveva un vantaggio di 6 punti sul Canicattì, secondo in classifica. Al Fulgatore, prima dello stop, mancavano pochi punti per aggiudicarsi matematicamente la promozione, considerando i 12 punti di vantaggio sul Carini. Ascoltiamo l'intervista a Leo Raccosta, osservatore del Dattilo Noir, che commenta la promozione in Serie D dopo 33 anni di attività del club gialloverde.
avremmo voluto che il campionato si potesse disputare fino alla fine, quindi trovare e dare la possibilità a tutti che i giochi potessero essere uguali per tutti. Allo stesso modo siamo davvero contenti. Come dicevamo, per 30 anni abbiamo vissuto questa grande avventura, ci siamo riusciti, tenendo conto che è un piccolo paesino o addirittura una contrada di un piccolo comune. Questa è davvero una grande vittoria. Ringraziamo tutti, la società, i ragazzi che sono stati straordinari in tutti i momenti, il mister, lo staff tecnico, quindi è davvero una grande impresa. Alcune settimane fa la società ha avuto un incontro con l'amministrazione comunale di Paceco. Diciamo che il sindaco ha dato la sua disponibilità nel concederci quantomeno il campo, ma sappiamo tutti che la Serie D ha delle difficoltà diverse dal punto di vista logistico, quindi bisognerebbe adeguarlo in tante situazioni. Non è facile, ma ci stiamo provando. Noi stiamo cercando di allestire con la società un gruppo di giovani e di giocatori e anche di staff, chiamiamolo un po' più familiare, ci possa permettere, speriamo, di fare un campionato di tranquillità. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di rimanere nella categoria. Sappiamo che per noi è la prima esperienza, per tanti è la prima esperienza, per alcuni magari un po' meno, che in altre situazioni hanno fatto calcio anche a livelli più alti. Quindi è un po' difficile, è tutto un enigma, ci stiamo cercando di trovare quasi tutti i giorni per vedere quale soluzione migliore da apportare affinché questo campionato possa essere per noi un campionato tranquillo. All'interno della nostra trasmissione tutta estiva all'interno di Penalty, oggi ospitiamo Luca Di Gregorio che ritorna davanti alle telecamere di Penalty. Ci eravamo lasciati che stavi preparando la trasferta importante della rappresentativa juniores regionale, poi tutto si è fermato ed è anche un po' cambiato tutto il movimento calcistico. Sì, come hai vissuto questo terremoto? Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito Ettore. Niente, ci eravamo lasciati, appunto ero pronto per partire, per andare in Trentino a fare le finali scudetto con la mia squadra, con la rappresentativa. E poi è successo tutto quello che sappiamo e quindi siamo stati costretti a fermarci tutti, non solo lo sport. Chiaro, certo. Ma tutta la vita appunto sociale, la vita lavorativa. E per uno come te che ha sempre fatto calcio, sportivo nato, insomma questo blackout è stato drammatico, non soltanto per te ma per tutti coloro tutti gli che sportivi, vivono. Assolutamente, per chi fa calcio. Infatti in questi giorni stiamo riprendendo ad allenarci, a fare le nostre attività, a fare le nostre cose, ecco, anche a livello giovanile. So che in queste settimane riprenderanno ad allenarsi, almeno certo, in questo mese. Noi credo che come federazione, come rappresentative, se ne riparlerà invece a settembre-ottobre. Quindi rimani in federazione allora a questo punto? Non lo so, questo non lo so perché devo parlare con i dirigenti, con il presidente federale. Prima ci sono delle cose più importanti a livello di ripescaggi, ma campionati. C'è la volontà tua? Io vorrei rimanere, sì, vorrei completare il mio lavoro, quello che è rimasto a metà. Volevo fare le finali scudetto, le finali nazionali. Ho espresso il desiderio di rimanere e completare il mio lavoro. Anche perché poi, diciamolo pure, lavorare con i giovani dà delle belle soddisfazioni, no? Perché plasmi i giocatori, plasmi il movimento. Assolutamente, ti dico, la soddisfazione più grande in questi mesi. Noi abbiamo interrotto a marzo, avevamo fatto delle amichevoli importanti col Catania, con la Leonzio, dove abbiamo anche vinto, e ci sono 4-5 dei miei ragazzi che sono nell'ottica della Serie D e dell'eccellenza, sì, e alcuni sicuramente andranno a giocare sicuramente in Serie D e in eccellenza, 4-5 sicuro. Quindi avevi del materiale umano, tra virgolette. Avevi del materiale umano che ti avrebbe permesso quantomeno di, insomma, secondo me sì, andare avanti un'ottima nelle finali nazionali. Un'ottima squadra, degli ottimi giovani, però
Se i ragazzi sono stati visti vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto bene, quindi sono contento per loro e quindi se c'è da proseguire un lavoro con una fascia poi di età diversa, a ottobre lo rifaremo sicuramente e sono pronto a farlo. La prossima stagione diciamo calcistica partirà probabilmente con tanti handicap. Mettiamo in questo momento da parte il discorso riguardante la sanificazione, gli stadi, gli spogliatoi, e quello è un grosso problema. Parliamo delle società che probabilmente dovranno gestire budget terribilmente dimezzati. Questo cosa ci fa pensare? Che probabilmente insomma, la qualità tecnica verrà a mancare? Può essere che il tuo ragionamento è giusto, però ecco, possiamo approfittare di questo, diciamo, di questo virus, di quello che è accaduto, visto i costi che saranno sicuramente per le società sono sempre comunque elevati, per fare giocare i giovani. Bene. Questa è una cosa... Tu sei doppiamente contento? Sono contento nel senso che se uno si lamenta certo. che ha problemi economici e poi ci sono 3, 4, 5 di 40 anni in campo, non ha senso. Magari 1, 2 d'esperienza sì, ma poi fate giocare i ragazzi, soprattutto in promozione, in eccellenza, in squadre che magari non mirano a vincere il campionato. Anche se però non ha senso spendere tantissimi soldi. Io lancio un proclama, e credo che anche tu lo appoggerai, sul fatto che comunque i campionati giovanili, soprattutto in questo caso l'Under 18, insomma è sempre una ruota di scorta in federazione e anche per le società, mentre invece deve diventare importante e portante per le stesse squadre. Vi posso anticipare, comunque so che entro un anno, settembre ancora magari è presto, entro l'anno prossimo la federazione sta tentando di ristrutturare il campionato juniores che è stato devono giocare la domenica mattina. Non so quando giocheranno, o quantomeno il sabato. Comunque lo collocheranno in una posizione un po' più importante, non il lunedì giocando con 7-8 ragazzini. Certo, perché i ragazzini vanno a scuola, come fanno poi ad arrivare in campo alle 14:30? Stanno lavorando per questo. C'è stato praticamente uno tsunami che ha distrutto tutto, quindi stanno facendo intanto tutti i gironi, i ripescaggi, gli aiuti anche alle società fondamentali. La federazione ha fatto, il nostro presidente Lopresti ha fatto un'intervista dove ci sono degli aiuti che arrivano dalla LND per tutte le società del Comitato Regionale Sicilia, quindi da lì si parte e poi si penserà anche ai campionati juniores, ma questo dovete dare il tempo almeno di un annetto per ristrutturare tutto. L'importante secondo me è che a settembre, fine settembre, ottobre si riparta come prima. È vero, perché ci manca quel calcio. Questi mesi li spaziamo via, ecco, nel senso... Senti Luca, ma insomma sorge spontanea una domanda che ti riguarda dal punto di vista, diciamo, tecnico, nel senso che tutti dicono: ma come mai Luca allena una rappresentativa e qualche società invece dilettantistica e importante non investe sulla figura da allenatore di Luca, che ama lavorare con i giovani, i risultati parlano dalla sua, pertanto insomma ci sono tutte le credenziali per far sì, insomma, che anche tu possa diventare un allenatore importante nelle categorie dei dilettanti. Ma io credo che quando tu sei una persona seria, una persona con la schiena dritta, un allenatore soprattutto, lo sei importante. Ah beh, questo sì. Quindi io mi sento una persona seria e quindi sono fiero che la federazione mi ha chiamato l'anno scorso, che mi hanno dato questo incarico perché è un incarico importante, un incarico di prestigio e di responsabilità anche. Sono contentissimo. Perché poi ora ho avuto io qualche chiamata, qualcosa sempre in promozione, qualcosa in eccellenza, ma in questi anni, come si può dire, società serie, non voglio dire società poco serie, comunque progetti, si sono dimostrate poi, devo dire, insomma, che delle bolle di sapone. Dopo 2 o 3 mesi c'è il rischio che si blocca tutto il lavoro che fai, quindi se uno trova qualcosa di serio, dei progetti ecco, per i giovani che possono durare anche 1 anno, 2 stagioni, perché no? Però io sto molto attento con le persone con cui parlo, con molta attenzione. Assolutamente, perché in questo mondo
in 24 ore può cambiare tutto, quindi tutto. Lo dimostra il fatto, insomma, che la scorsa stagione avevi iniziato a Giarre e sappiamo benissimo poi assolutamente com'è finita questa cosa. Ho detto tante volte questo fatto qui di Giarre, non ne voglio più parlare. Benissimo, ok, non ti voglio mettere in difficoltà. No, non sono in difficoltà, ho già detto tutto ai tuoi colleghi. Io sono una persona, ripeto, seria, una persona... E lo sappiamo questo, non ci siamo incontrati, lo gridiamo ad alta voce, e quindi non è quello il problema. Senti, i campionati di eccellenza si sono conclusi con la vittoria, abbiamo detto, del Paternone nel girone B e del Dattilo nel girone A. Sì. Due squadre che credo che siano veramente pronte anche per affrontare una grande Serie D. Ma credo di sì, due piazze importanti, soprattutto Paternò. Il Dattilo credo sia la prima volta che si affaccia in queste categorie. Però non vorrei che fosse una meteoro come è stato il Paceco qualche anno fa. Credo di no, perché hanno una società seria, ho conosciuto i dirigenti, ho convocato anche qualche giocatore e quest'anno mi sembra una società abbastanza seria e compatta. Credo pure il Paternò, credo che sia tutto meritato, erano in testa, anche se secondo me anche il Sant'Agata meritava. Ha messo d'ufficio anche in Serie D mancavano per 6 la squadra giornate, messinese. secondo me alla fine sarà ripescato Sì, pure. infatti è già ufficiale. Ma queste due credo che sono state, almeno la classifica parla così, che erano le squadre più forti. Si può pensare addirittura ad una Serie D molto siciliana, e questa cosa, insomma, si ritorna un po' al passato, quando qualche anno fa... Sì, avevano proposto anche di farla tutta siciliana, ma credo che il presidente Sibilia non sia d'accordo, ed è giusto. Il campionato è nazionale dilettante, quindi nazionale. Però valutiamo anche le trasferte fuori dalla Sicilia, per noi siciliani è sempre un po' più difficoltoso. Sì, ma credo che per esempio da Paternò a Marsala credo che sia la stessa cosa di andare in Calabria più o meno. Ricordiamoci che noi abbiamo il traghetto da prendere pure. Però vabbè. La Lega io so che per ora non ha preso in considerazione, almeno per quest'anno sarà tutto come... Senti, in promozione c'è stato il ritorno finalmente ad un calcio che conta dell'Igea 1946 con Furnari che ritorna a vincere un campionato importante, e una piazza come Barcellona che insomma ha un'esperienza tale che probabilmente anche la serie eccellenza tornano in eccellenza l'Igea, la C Sant'Antonio, c'è piazze importanti, l'altro girone non mi ricordo qual è la squadra promossa, comunque società importanti che tornano in eccellenza e credo che faranno bene anche lì. Sciacca, perché lo Sciacca, perfetto, non ricordavo. 3 società molto importanti, 3 cittadine molto importanti, secondo me faranno bene. Poi c'è anche il Siracusa, allora a questo punto concludiamo, insomma 4 promozioni. Siracusa è una cosa tutta a parte, infatti, anche in questo caso non c'entra niente con l'eccellenza. Non c'entra neanche niente con l'eccellenza, penso mireranno a ritornare 3 professionisti. Ecco, 4 squadre che meritavano, ecco, a prescindere, si è fermato il campionato, ma meritavano in quel momento di andare lì. Certo, se parliamo lo chiediamo a Pozzallo e Megara che erano a 2-3 punti, anche loro meritavano. C'è amarezza. Però è successo quello che è successo, tornano in eccellenza 4 grosse, secondo me, piazze. Noi parliamo sempre di eccellenza, promozione, Serie D, però ci dimentichiamo anche il mondo sommerso della prima categoria. Quest'anno 7 gironi, tantissime squadre, tantissimi ragazzi. Io direi di fare un plauso anche a questi ragazzi che comunque hanno dedicato, insomma, lì si potrebbe fare rispetto alla promozione, all'eccellenza, ancora di più in queste categorie, secondo me, fare tutti i giovani, tutti i ragazzi di 18, 19, 20 anni, magari mettere uno d'esperienza, 2. Quindi obbligare le società anche a giocare con secondo me sì, fare in queste categorie minori, visto appunto che non ci sono i soldi, non c'è il budget che possono sostenere queste società, è perfetto per fare giocare questi ragazzi e farli vedere. Nella speranza allora che a questo punto la federazione prenda in considerazione appunto questo tuo progetto. Io credo che comunque va lodato l'impegno di tutti i ragazzi e di tutti i dirigenti che ogni domenica spesso e volentieri con tante difficoltà girano i campi per accompagnare le squadre proprio di prima categoria. Assolutamente, alcuni lo fanno, dico sempre, senza prendere rimborsi, che è una cosa solo per passione. Solo per passione, quindi io faccio un plauso a queste persone
che comunque aiutano a crescere questi giovani e a restare in vita a queste società. Ecco. Luca, per chiudere, 2 domande. La prima, l'ho già anticipato proprio all'inizio dell'intervista, riguarda il fatto che la sanificazione delle strutture sarà, secondo me, il grande nodo da sciogliere nel campo dilettantistico. E la seconda, poi, sul futuro personale, quale potrebbe essere effettivamente poi il progetto professionale appunto di Luca, a prescindere dalla rappresentativa. Prima parliamo delle strutture. Le strutture, ecco, qua è un problema che già nei nostri sono in campi, pochi a pensarci, nei nostri comuni già c'era il problema dell'acqua calda certe volte, quindi figuriamoci ora fare un lavoro di pulizia e sanificazione che avrà un costo non indifferente. E qua è da vedere se i comuni o le società insieme si divideranno queste spese. Io non so come, io credo lo stadio è un bene comunale, quindi dovrebbe essere il comune. Ecco, qui secondo me ci sarà qualche piccolo magari intoppo. Che crea probabilmente anche un intoppo sull'inizio dei campionati. E certo, perché si blocca poi tutto se non hai le autorizzazioni. Sperando che non venga fuori il tampone obbligatorio ad inizio stagione per tutti. Ecco, non sappiamo ancora nulla, la federazione non ci ha comunicato per ora nulla. Vedremo. Io spero solo che questo virus piano piano possa veramente questo è l'augurio che tutti noi in autunno non crei di nuovo altre sorprese o altri regali tra virgolette negativi. Allora, per chiudere, il famoso futuro di Luca, che io non credo sia legato soltanto alla rappresentativa juniores, seppur importante regionale, ma credo che abbia insomma una prospettiva migliore. La no? federazione non posso stare a vita, di solito gli allenatori delle rappresentative stanno 2 anni, sicuramente vorrei completare questo lavoro, poi trovare appunto, allenare anche i giovani, anche in squadre importanti, ecco. Però che ci sia un progetto, che ci sia un'idea, non così sempre velleitaria, semplicistica. Io faccio parte anche dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, sono uno dei consiglieri, vorrei continuare anche il mio lavoro con il presidente José Sorbello che abbiamo intrapreso 4 anni fa, quindi ci sono tanti progetti in cantiere. Vorrei fare qualcosa, per il mio territorio, essendo con rappresentativa regionale, con la FIGC, sono spesso in contatto con Lino Gurrisi, che è il nostro presidente della delegazione di Catania. Vorrei dare una mano anche al mio territorio, no? Ho parlato spesso con il presidente Gurrisi, quindi vediamo, ci sono tante cose in cantiere. Mi piacerebbe lavorare per i giovani, per il mio territorio e perché no, poi se uno trova un progetto, una squadra importante, ben venga. Queste sono le mie idee, questi sono i miei progetti futuri. Benissimo, allora noi ti auguriamo come al solito intanto una buona estate e nella speranza appunto del ritorno del calcio giocato, che è quello che più ci piace, con i successi che in questo caso insomma sono sicuramente meritati. Piano piano sta riprendendo, riprenderà la B, riprenderanno i playoff di C con il nostro Catania. E poi a settembre riprenderemo anche noi con i dilettanti. Con il calcio dilettantistico. Assolutamente. Grazie Luca. Grazie a voi, alla prossima. Il giorno tanto atteso per la promozione dell'Igea 1946 in eccellenza è finalmente arrivato, un traguardo cercato, voluto e alla fine conquistato dai giallorossi dopo una stagione che di certo non verrà dimenticata. Per l'Igea 1946 è la prima volta nella massima serie siciliana. Per Barcellona Pozzodicotto si tratta di un ritorno dopo 4 anni in eccellenza in grande stile. Tanti protagonisti di questa vittoria, su tutti il presidente Stefano Barresi. Il blasone ci imponeva di vincere il campionato, è stata una bella lotta con l'Acquedolci, però peccato che magari non ci sia stato un ritorno, uno sconto diretto, però pazienza, ci dobbiamo accontentare di quello che è stato. A proposito, cosa si prova a vincere un campionato, tra virgolette, non vincendolo sul campo? Ma insomma, non è la stessa cosa, perché sarebbe bello festeggiare in campo con la classica invasione di campo con i tifosi. Il bello sarebbe stato quello, però c'è il lato positivo che abbiamo risparmiato una serie di magliette, per il resto va bene così.
Qual è stata secondo lei la svolta di questo campionato? Ma intanto la stagione è iniziata un po' in chiaroscuro, poi con l'avvento di Furnari, diciamo, la squadra si è un po' inquadrata. Diciamo che la partita che ci ha fatto rendere conto che avevamo le potenzialità è stata quella a Ganci. Perdevamo 1-0 e là abbiamo dimostrato una vera forza, poi con tutti i tifosi sugli spalti, soprattutto con i ragazzi di Vittoria, che ancora li ringrazio e sono felicissimo che hanno partecipato a questa trasferta. Una vittoria che si sente di dedicare a chi? La dedichiamo a Andrea Torre, che purtroppo è scomparso pochi giorni fa, e quindi diciamo che ci ha lasciato l'amaro in bocca questa di partita. Purtroppo è una persona importante. E la vogliamo dedicare anche al nostro magazziniere storico, che è Fiorello. È stata una figura molto importante per Barcellona, per i nostri tifosi e per tutti. Con l'Igea in eccellenza si pensa già al futuro. Che obiettivi si pone l'Igea nel prossimo campionato? I tifosi non li finirò di ringraziare mai, sono stati splendidi tutta la stagione, proprio splendidi. E quindi meritano un palcoscenico molto importante. Giusto non fare proclami, perché l'eccellenza non è la promozione e non è facile andare a vincere un campionato. Però cercheremo sicuramente di fare bene e di fare un campionato di vertice, per quello che sarà possibile le nostre forze economiche. Per vincere occorre anche una perfetta sintonia dirigenziale, come affermato dal direttore generale Bartolo Costantino, già reduce dall'esperienza con Stefano Baresi al Terme Vigliatore. Per vincere sempre serve unità di intenti dalla base fino all'apice. Cioè, tutta la dirigenza si è vista inizio stagione, ha posto degli obiettivi. Dobbiamo ringraziare il presidente Stefano, che è stato la persona più presente, che si è interessata giornalmente alla costruzione della società, della squadra. Però tutta la dirigenza, ognuno nei propri compiti, ha svolto l'attività in modo ottimale. Ci sarebbe fatto più piacere vincere sul campo, però così non è stato. L'importante è stato che comunque siamo riusciti a portare a termine l'obiettivo posto a inizio stagione, grazie alla collaborazione di tutti quanti. C'è da ringraziare i giocatori, staff, i tifosi soprattutto, che quest'anno ci hanno garantito un supporto continuo, nonostante la prima fase anche di contestazione giusta, perché la squadra non era riuscita a garantire uno standard di rendimento adeguato per la categoria, che era un'imposizione vincere per una piazza come Barcellona, una piazza importante come Barcellona. Però tutto sommato la stagione si è chiusa come noi ci auspicavamo. Secondo te ha vinto la squadra più forte alla fine? Perché comunque mancavano ancora 6 giornate, c'era uno scontro diretto da affrontare, anche se in casa. Diciamo che c'erano 2 corazzate quest'anno costruite per la categoria, che eravamo noi e l'Acquedolci, che ha figurato benissimo insieme a noi in tutto il corso della stagione. Però alla fine della fiera penso che abbia vinto la squadra più forte. Non me ne voglia l'Acquedolci, che comunque ha tutti i meriti per aver tenuto un testa a testa. La stagione è finita prima, fortunatamente siamo trovati sul gong avanti e siamo felici di questo, però va dato merito anche ai secondi classificati, che hanno condotto una stagione importante. La vittoria va dedicata a tutti gli appassionati di sport barcellonesi, a tutta la società, a tutti i giocatori, sapendo che ognuno dei componenti che ha garantito la vittoria ha svolto il suo compito e ha contribuito alla vittoria finale. Eccoci rientrati, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ancora una volta all'interno della nostra trasmissione parliamo di calcio, non soltanto quello che si gioca in campo, ma quello che si gioca anche dietro una scrivania, e lo facciamo con uno dei dirigenti più importanti del calcio siciliano e direi anche nazionale, Alfio Sanfilippo, che ho il piacere di ospitare oggi qui a Penalty. Ben trovato. Grazie, ciao Ettore. Allora Alfio, dopo tutto questo terremoto bisogna ripartire dalle società che debbono investire sui settori giovanili, sulle prime squadre, su molte società che devono anche investire nelle strutture, grazie anche magari possibilmente alla collaborazione delle amministrazioni comunali. Però è anche vero che ripartire è sempre molto difficile, perché quello che è successo insomma non ha storia. È stata purtroppo una guerra non visibile, invisibile, ma contro chi stiamo combattendo ancora noi non lo sappiamo. Certo, per quanto riguarda un discorso sportivo sarà durissima ripartire, Ettore. Ho saputo che da martedì prossimo, significa da giorno 16, mi hanno informato che probabilmente le scuole calcio possono ripartire e probabilmente ripartiranno sotto forma di calcio a 5, calcio a 7, certo, calcio a 8,
Super controllato, tra l'altro. Sì, con le distanze dovute, noi ci interessa soprattutto i bambini significa 12 anni, 13 anni, 14 anni, che non debbono subire nessun trauma, che si debbono divertire, debbono muoversi perché ha 4 mesi che sono fermi e bisogna iniziare. Sarà dura anche per un discorso futuristico, caro Ettore, perché ho sentito che la scuola riparte, mi sembra, il 25 di settembre. Ancora c'è l'inghippo delle votazioni, Quindi per cui se non parte a settembre potrebbe partire anche a ottobre. E quindi secondo me se non parte il discorso scolastico non riparte il settore giovanile. Anche io sono convinto. Perché ho sentito diverse voci, mi sono anche documentato, mi hanno chiamato, io ho chiamato e mi hanno detto che è molto difficile far ripartire i settori giovanili. Le prime squadre si stanno già muovendo, ma i settori giovanili purtroppo sono fermi. Che poi in fondo sono l'anima di tutto questo. È la cosa più importante di una squadra. Io parlo di Serie A fino ad arrivare al discorso di promozione. Per me lo considero il settore giovanile fondamentale. La cosa fondamentale, la prima donna, è vero, il primo attore. È vero. Parte tutto da lì. Sì, perché se tu non hai il settore giovanile non puoi impostare un certo tipo di discorso né presente né futuristico per quanto riguarda una squadra di eccellenza, di ente. Poi non parliamo dell'interregionale, che poi se tu non fai il settore giovanile hai una società zero. Se tu imposti una squadra juniores importante, io una volta l'ho avuto questa esperienza, hanno mandato via tutta la prima squadra. Però ne parlavamo proprio prima con Luca Di Gregori e con Renato Marletta. Non è pensabile far giocare una juniores il lunedì o il mercoledì alle 14:30 perché sono tutti ragazzi che vanno a scuola, c'è un problema di trasferte. Quindi credo che la federazione debba puntare intanto nell'orario fondamentale e usufruibile anche ai visitatori che amano il calcio dilettantissimo giovanile. Io gli juniores li farei giocare la domenica. Tranquillamente, cosa che succede regolarmente nel Lazio. Così, beh, bravo, tu hai una certa esperienza, ma anche a Milano, a Torino, una volta le juniores le facevano giocare, le primavere si giocavano di mattina. Di mattina, perfetto. Io quando giocavo alle 11 a Cibali con la primavera. Con la visibilità anche degli addetti ai lavori. Venivano non da noi perché osservatori da noi non ce n'erano e non ce ne sono neanche adesso, ma al nord le tribune erano tutti piene di gente con le distinte. Durante la settimana è impossibile gestire un perché campionato la scuola termina alle 2 regionale. E tu devi andare a giocare a Caltagirone. Allora, un giorno di permesso, 2 giorni di permesso. È un handicap. Allora, e viene fuori una qualità pessima. Se tu fai giocare la domenica la squadra juniores, se tu non sei costretto a fare giocare quei 14 elementi alle 3 del pomeriggio, fai giocare altre ragazze. Quindi in una domenica fai giocare 30 giovani. È un inserimento secondo me importantissimo. Quindi c'è un discorso dilettantistico da fare con i giovani e un discorso professionistico da fare con i giovani. Insomma, il lavoro non manca, adesso bisogna capire se le società con tutto questo terremoto veramente decidono di voltare pagina e resettare tutto. Io penso che un pizzico di paura c'è nei professionisti, perché mi sento quotidianamente con delle persone e già mi dicono la foresteria sarà ridimensionata, non si sa che tipo faranno la primavera 1, 2, 3, 4 e quindi la beretta la fanno saltare. Ci sono tante situazioni che non possono prendere il giocatore in prova per fargli fare il provino perché la struttura da sanificare è chiusa. Ci sono tanti problemi che purtroppo verranno parlate o discusse fra non molto, perché una volta che parte la Serie A, secondo me, c'è più tranquillità. Chiaro, questo è anche Quindi vero. I vari responsabili del settore giovanile incominciano a parlarne, incominciano a discuterne, cominciano a dire, vediamo cosa dobbiamo prendere, se prima dovevano prendere, ad esempio io ti porto un esempio, l'Ascoli, tu sei venuto con me il 26 di febbraio a vedere. Prima che succedesse il patatrack. A vedere, ci siamo arrivati precisi. L'Ascoli dovevano partire 2 ragazzi di quel gruppo là. Perché i 2006 ne rimangono 4, quindi ne debbono prendere almeno 18.
non si fa Quindi, nulla. certo. Non sappiamo se li vogliono, se non li vogliono, se riconfermano quelle che loro hanno, perché non sappiamo noi se si bloccano anche gli anni. E quindi ci saranno dei problemi e mi dispiace per questi ragazzi che qualcuno deve andare alla Sampdoria, certo. anche di altri gruppi che hanno lavorato. Però è anche vero che se sono dei giocatori, dicasi giocatori, prima o poi esplodono, no? Sì, non sì. sarà un Però quest'anno Covid-19 a bloccarli. No, quest'anno praticamente del 2006 era un anno importante. Può darsi che a settembre, una volta che si riprende, o nei primi di settembre, una volta che si riprende, probabilmente qualcosa dovrà muoversi. Poi, girando pagina, c'è un discorso anche per i dilettanti, che io secondo me non trascurerei. Io direi a tutti i presidenti, sedetevi, discutete di questo discorso, parlatene, perché fare una squadra juniores, fare una piccola anche scuola calcio è importante. Non mirate solo alla prima squadra, ai 18-20 ragazzi della prima squadra, perché cosa vi danno? Che introito vi danno a voi altre società? Zero. Il tutto è subito, certe volte è un po' obbligatorio perché magari la piazza preme per una categoria superiore e quindi pensano che forse bisogna più investire soprattutto nella prima squadra anziché nei settori giovanili, mentre invece se tu ti gestisci quei 2-3 anni di valorizzazione, sono sicuro che magari la prima squadra poi dopo si ritroverà un gruppo forte giovane. Io penso che un giovane che oggi dico, un 2005, che ti gioca 10 presenze, 15 presenze in una squadra di eccellenza, già ha un bigliettino da vincere importante, è come un trampolino di lancio. Chi me lo dice a me che viene seguito da una squadra di Lega Pro, di Serie B, non dico delle prime 4 fasce della Serie A, ma gli dai la possibilità di poter emergere, di poter uscire e di poter far conoscersi fuori dalla Sicilia, perché ragazzi in Sicilia, caro Ettore, ce ne sono. Anche troppi, direi. Tanti. È vero. Bisogna avere pazienza, bisogna non buttarli dal finestrino, non bisogna buttarli allo sbaraglio, bisogna fare valorizzarli le cose moderatamente, con calma, con tranquillità, senza prendere in giro i ragazzi, i genitori. Bisogna stare tranquilli, avere pazienza. Io ripeto, noi ci conosciamo tanto tempo, da quando faccio settore giovanile, dunque da 33 anni. E che quindi curo, insomma che ne sono faccio, passati tanti di ragazzi. Faccio l'osservatore, poi ho avuto quella parenza della Fiorentina che seguivo la prima squadra, però io ho detto sempre, ho iniziato con i ragazzini, chiuderò la scrivania con i ragazzini. Vabbè, ancora è presto per pensare di abdicare e quindi fare altre cose. Io credo, appunto, e tu lo hai detto poc'anzi, che l'esperienza in questo caso diventa anche un po' fondamentale, proprio perché insomma soltanto con gente di esperienza si può pensare di costruire un forte settore giovanile, si può pensare di costruire un futuro per la stessa società dilettantistica che si potrebbe ritrovare poi pian pianino all'interno del suo gruppo ragazzi che possono essere anche un po' monetizzati. La parola chiaramente non è cattiva nei confronti dei ragazzi, ma vuole essere anche di speranza, perché poi questi possono anche diventare dei giocatori importanti, fare una carriera importante. Sì, anzi ho saputo, forse, non lo so, mi devo fare una telefonata in Lega, se forse danno un premio di valorizzazione chi fa giocare più partite i giovani. Che io sappia sì, soprattutto anche in Serie D scatta questa... Allora in Lega Pro sì, perché c'era il minutaggio. Certo. Però in Serie D c'è, però siccome c'è l'obbligo di farne giocare 4 in interregionale, ma non deve essere solo quello lo spunto. No. Lì lo spunto nasce dalla volontà. Potrebbe anche essere un discorso che a fine anno una società piccola che ha delle spese, che c'è un presidente si da può solo, ritrovare un gruzzoletto. Si può ritrovare una piccola per sommetta investirlo, per potergli spendere anche gli stessi ragazzi futuristicamente parlando. Alfio, per chiudere, dimmi. Parliamo di quella che può essere la tua prossima stagione 2020-2021. So che sei in attesa di qualche risposta. Certamente i budget delle società dilettantistiche sono molto limitate e quando bisogna fare un lavoro bisogna farlo anche disponendo di un buon budget, perché un settore giovanile nasce anche se hai un buon budget, perché ai ragazzi devi dare tutto.
Queste sono le difficoltà che stai incontrando, oppure perché non c'è proprio volontà da parte delle società ad investire su uomini importanti che hanno una grande esperienza? Allora, io penso che il 60% delle persone, dei presidenti, non vogliono investire su persone che hanno una certa esperienza. Perché sanno che costano di più. Che costano di più, ci sono più spese, anche se ad esempio io amo molto risparmiare. Io sono una persona che cerco di fare sempre risparmiare le persone, sia nella vita umana che anche a maggior ragione nello sport, dove ci sono praticamente dei giovani di mezzo. Poi un 40% di presidenti vogliono investire, però sono rimasti soli, sponsor, con questo fatto del Covid, troveranno delle difficoltà, pubblicità zero, quindi le società sono un attimino in grosse difficoltà. Speriamo che hanno la forza di non abbandonare, perché possono buttare la spugna, che hanno la forza di riemergere, di avere quel carisma, perché ci sono presidenti intelligenti che amano i giovani. Purtroppo sono costretti a fare una squadra di gente grande, di gente che hanno una certa esperienza, e trascurano il discorso. Perché un ragazzo di 18 anni che se non gioca in eccellenza, dove deve andare? Dove deve giocare? Per chiudere, ma dopo tutti questi anni di esperienza, una domanda un po' cattivella te la voglio fare. Dove vuole arrivare a questo punto Alfio Sanfilippo? A trovare un nuovo Boginov, oppure trovare un ambiente dove si può veramente lavorare in santa pace? Sì, ti rispondo. Un altro Boginov sarà, secondo me, difficilissimo trovarlo, però io ci rimetto i mezzi, può darsi che lo troverò, però debba avere una società che mi dà la possibilità. Quindi ritorniamo a parlare sempre degli obiettivi. Di dire, qua c'è un contratto, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Europa, mi trovo un giocatore importante, io ce la metto l'esperienza, perché mi dicono che sono bravo, mi dicono. È la verità, lo confermo, è la verità, lo confermo. Ancora non sono convinto di quello che ho fatto, di quello che vorrei fare, però so. I numeri parlano dalla tua. Da informazioni assunte mi hanno detto che qualcosa la capisco. Per quanto riguarda l'altra domanda, io ci metterei il cuore, l'anima, la passione, però debba avere anche la possibilità di avere un riscontro, perché dal martedì alla domenica tu devi essere a disposizione, come ragiono io, dalla mattina fino alla sera, avere 2 o 3 collaboratori che mi stanno vicino, e questo sicuramente io li troverò, perché sapendo che io sono entrato in campo, la gente, sono loro che mi chiamano, non sono io che li chiamo, perché sanno che io sono un tedesco. Un tedesco significa che le cose bisogna farle bene, caro. Certo. Se no io non mi metto. Solo lavorando intensamente si raggiungono poi i risultati, non ci si inventa. Bravo, deve avere persone che mi stanno vicino, persone educate, serie, non accetto ricatti, e allora la gente si trova, i giocatori si trovano, perché noi esportiamo. Per esportare, io vado a bussare e qualcosa me la daranno, non dico i 2006 che secondo me debbono andare via, mi dispiace per il Catania, la situazione che c'è. Quella è una situazione quasi drammatica. E quindi speriamo che possano anche risolverla, perché non è giusto che il Catania va a finire dove deve andare a finire, però speriamo che tutto vada Però spesso bene. e volentieri dalle ceneri si risorge, no? Sì, se si parte deve di nuovo, essere anche un insegnamento. Con le persone giuste, Chiaro. al posto giusto, io sono convinto, e senza persone che si fanno raccomandare dal politico, dallo sponsor, da quello, che debbono andare a prendere ragazzi, persone che sanno il proprio, che sanno stare seduti e ragionare e stare vicino, come se tu stai giocando a briscola, ad avere delle pedine buone, simpatiche, che sanno partire. Vedo in te tanta determinazione, Sì, quindi sì, è la sì. dimostrazione che l'età c'entra poco, quando Sì, c'è la passione. Lo sai perché? Tu mi hai visto il giorno 26 di febbraio, e se ti ricordi cosa ti ho detto io, sto entrando in campo, la gente ora lo saprà, perché io mi sono fermato 3 anni, non mi hanno visto più nelle tribune nostre a vedere partite. Adesso sei ritornato in pista. Sono ritornato in pista perché ho visto, ma cavolo, ci sono i ragazzi da poter segnalare, perché non provarci? Purtroppo questo Covid-19 ci ha bloccati, ci ha fermati, chissà oggi
parlando con te, che mi ha fatto un enorme piacere incontrarti che tu mi hai telefonato ieri. Sono scappato e venire qua. È vero, sei stato gentilissimo. Chi lo sa, può anche adesso oggi parlavamo, sai Ettore, ti ricordi il numero 5, l'abbiamo sistemato là. Bravo, ti ricordi bravo, il numero bravo. 8, l'abbiamo sistemato là. Spero che ci sia questo discorso fra 2 mesi, fra 60 giorni. E poi ti dico, sai Ettore, quel numero 5 che tu hai la distinta, è andato là. È andato là. Casomai se non si può fare ci riproviamo l'anno prossimo. Benissimo, allora a questo punto io ti ringrazio per questa tua partecipazione. Grazie. È la prima volta che tu mi inviti. È vero, e ti invito anche ufficialmente davanti alle telecamere di Penalty ai Penalty Awards di giorno 18 luglio che si svolgeranno anche quest'anno a Enna. Dove siamo stati l'anno scorso. Però non sono stato premiato. L'anno scorso non eri premiato, ma ti anticipo che sarai premiato come eccellenza siciliana già da adesso, quindi insomma ti do questa investitura già ufficiale. Mi è venuta la pelle d'oca. No, è giusto e doveroso dopo ultra trentennale esperienza nel management sportivo, no? Dunque, sì, 30 sicuro. 33 anni. Perfetto, e quindi mio figlio ce n'ha 34, io iniziai con l'Inter, che lui aveva un annetto, e quindi 33. Benissimo, grazie. Ancora sono vivo e vegeto. Bravo, grazie ad Alfio Sanfilippo. Grazie dell'invito, grazie a voi. Ci fermiamo, brevissimo stacco pubblicitario e tra poco sarà ancora Penalty. E si conclude quindi questa nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Appuntamento che fissiamo per martedì prossimo, puntuali alle 21 su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Chiudiamo questa puntata ricordando l'evento dei Penalty Awards, il 18 di luglio presso il Castello di Lombardia ad Enna. Sarà ancora una volta il calcio dilettantistico ad essere protagonista assoluto di questo evento che ormai negli anni è diventato un punto di riferimento proprio del calcio dilettantistico siciliano. Grazie a tutti, appuntamento a martedì prossimo.